Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Sono le 7:31, lunedì 9 settembre. Si apre un'altra settimana all'insegna della più perfetta letizia e dell'ottima calocagatia, che è il principio che ispira la nostra rassegna stampa da tantissimi anni a questa parte, come ben sapete, cioè la tensione verso la perfezione morale, spirituale e anche fisica dei soggetti che conducono e che ascoltano la rassegna stampa più longeva della storia d'Italia, della radiofonica storia d'Italia, se non che d'Europa. Perciò, nel nome della calocagatia e ispirati da questi nobili principi, andiamo innanzitutto a ricordare il sito di radiolibertà.net per altramente e la pagina Facebook di Radio Libertà che reca il palinsesto di giornata. L'agenzia ANSA.it reca invece in home page un altro slam per Yannick Sinner, è entrato nella storia e ha ricordato la zia, una persona importante, non sta bene e non so per quanto ancora. Rimarrà nella mia vita, ha detto il tennista sud tirolese. Secondo titolo PD, guerra Conte-Renzi, ma Schlein lancia il patto col paese. Terzo titolo, la dottoressa Boccia va all'attacco. Minacciare denunce è un'estorsione. Beatrice Venezi risponde perché era stata citata dalla dottoressa Boccia, bacchetta nera come l'ha chiamata qualcuno, la direttrice o direttore anzi d'orchestra Venezi risponde alla dottoressa Boccia: ho dato mandato ai legali per valutare azioni a mia tutela. Si riaccende lo scontro tra Forza Italia e Lega, i nodi sul tavolo di Giorgia Meloni, le fibrillazioni nella maggioranza, Tajani vuole lo ius scholae, cittadinanza agli immigrati che frequentano X anni di scuola in Italia, mentre il ministro Giuli, il nuovo ministro al posto di Gennaro San Giuliano, si insedia, dossier nomine in primo piano. Dopodiché da Cernobbio l'Italia incalza l'Europa sull'auto elettrica. Il 25 la proposta. Nel frattempo oggi sciopero di 8 ore del trasporto pubblico locale, il che vi impedirà di godere della presenza del nostro Antonino Danna qui in studio. Da qui in avanti sarà presentissimamente, fisicamente presente per intanto la versione tardo estiva di Zoom mattutino dalle 10:40. 10:35, quello che è. Dopodiché abbiamo ancora in primo piano la politica, il fronte comune sulla sanità, le divisioni sulla guerra in Ucraina. Almodovar trionfa con la stanza accanto sull'eutanasia. Leone d'oro alla Mostra del Cinema di Venezia e poco altro. Detto questo, andiamo a vedere le aperture dei quotidiani di oggi. Il Corriere della Sera apre con i conti pubblici, più tempo per la manovra, altri 10 giorni. La Lega propone la flat tax oltre gli 85.000 euro. Sinner trionfa e fa la storia. A centropagina ancora tensioni al Beccaria, il carcere minorile di Milano. In 3 evadono dal carcere, 2 sono fratelli marocchini, protagonisti di recenti rivolte. 4 alpinisti dispersi sul Monte Bianco, sabato l'allarme. E dal Corriere passiamo alla prima pagina del Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. Conte dice no a Renzi perché è un affarista. E poi su Grillo dice ancora il leader dei 5 Stelle, l'avvocato del popolo o delle elite, come lo ha ribattezzato lo stesso Beppe Grillo. Ad ogni modo, Grillo, nessuno è sopraelevato, osserva l'avvocato del popolo o delle elite, che dir si voglia, a seconda dei punti di vista. Il capo di Italia Viva nel business del litio, denuncia Conte. Renzi è nel business del litio, ma Matteo Renzi risponde: lo sfido. Renzi nel business del litio non è male, la denuncia di Conte nei confronti di Matteo Renzi. E in taglio alto pressioni di Zelensky su Meloni per i missili, ma lei prende tempo. Stella Assange, moglie di Julian, Gaza, strage in diretta, basta ignorare e censurare, ha partecipato la moglie di Assange alla festa del Fatto Quotidiano in corso a Roma. Il fatto economico del lunedì, Salerno-Reggio Calabria, un altro treno di sprechi. È la tratta regina del PNRR, ma è inutile. Ok del Ministero al primo lotto, costi già saliti di 2 miliardi, il conto finale sarà 30, ma si è scoperto non si può completare. Va malissimo la storia in Italia delle opere pubbliche, come da sempre dice il Fatto Quotidiano. Landini e Orsini parte il dialogo, cioè CGIL Confindustria, sberle al governo
E poi ancora in primo piano cosa c'è di interessante? L'articolo di Marco Travaglio, Dio, patta e famiglia. Ora che il caso San Giuliano Boccia è finito come doveva finire, possiamo finalmente vomitare, scrive il direttore del Fatto Quotidiano, niente meno, per questa fiera del tartufo, il campionato del sepolcro imbiancato, l'Olimpiade dell'ipocrisia. Per una settimana politici e commentatori che hanno riempito istituzioni, RAI, enti pubblici, parapubblici, perfino i servizi segreti, ce l'ha detto sabato Crosetto, di parenti, amanti, amici e compari, tutti questi qui che hanno messo i loro amici, parenti, amanti e compari dappertutto, hanno lapidato, ipocriti che non sono altro, o ministro innamorato, per avere pensato di dare una consulenza gratuita alla gentildonna, senza che nessuno pronunciasse il fatidico monito. Chi è senza peccato scagli la prima pietra o la prima boccia. Che dir si voglia, i giornalisti storici, per trovare analogie fra presente e passato, sono ricorsi a quello remoto della coppia Mussolini-Petacci, che col caso in questione c'entra nulla, per non dover citare casi ben più vicini, che però smentirebbero il negazionismo sui danni devastanti di Tangentopoli e della compianta classe dirigente della Prima Repubblica. Per esempio gli harem di Craxi e De Michelis, che sarebbero stati affari loro se non li avessimo pagati noi. Le sentenze definitive raccontano che Craxi, a una delle favorite, comprò la stazione televisiva Roma Cine TV, di cui era direttrice generale Ania Pieroni, legata a Craxi da rapporti sentimentali, e un contributo mensile di 100 milioni di lire. Dispose l'acquisto di una casa e di un albergo, l'Aivanoe, a Roma, intestati alla Pieroni, alla quale faceva pure pagare la servitù l'autista e la segretaria. A spese sue? No, a spese nostre, coi soldi delle tangenti che incassava pilotando appalti pubblici verso chi lo foraggiava. De Michelis, raccontò la sua bella segretaria Nadia Bolgan, aveva uno staff di una cinquantina di persone, molte delle quali donne incontrate di passaggio, senza alcuna preparazione professionale. Erano lì solo perché gli piacevano e ciascuna pensava di essere la favorita dell'harem. L'avanzo di Balera, come lo chiamava Enzo Biagi, cioè l'ex ministro De Michelis, appunto, il ministro De Michelis, al crollo dell'impero lasciò un conto non pagato di 490 milioni all'Hotel Plaza di Roma, dove aveva occupato per anni una suite che costava da 370 mila lire al giorno soltanto per gli extra. Un altro socialista, Claudio Martelli, viveva in una splendida villa sull'Appia antica. L'Appia dei Popoli, la ribattezzò Ottaviano del Turco, anche lui poi condannato. Fra quelle di Gina Lollobrigida e di Franco Zeffirelli, con servitù in livrea e guanti bianchi. Tutto ciò, conclude Travaglio, ovviamente non assolve San Giuliano, né tantomeno una destra che si impiccia nelle vite degli altri al grido di Dio, patta e famiglia, e poi opta per il più pratico. Dio, patta e famiglia. Aiuta soltanto a lumeggiare il contesto contro i revisionisti del si stava meglio quando si stava peggio. No, si stava peggio così. Marco Travaglio, oggi poco brillante, ma comunque si stava peggio anche quando si stava peggio. Il Giornale apre la prima pagina con un obiettivo, quello del governo, salvare l'auto. Il ministro Urso a Bruxelles, l'appello all'Unione Europea, il Green Deal da rivedere subito, il settore al collasso e Salvini rilancia sulla flat tax. Oltre gli 85 mila euro. Trump-Harris all'ultimo voto, Trump risale nei sondaggi, la rete italiana dei filo Maduro e lo sfidante in Venezuela esiliato in Spagna, Conte contro Grillo, PD contro i grillini, l'opposizione a pezzi divisa su tutta, Sinner eroe dei due mondi, Elly Schlein dal salario minimo all'economia à la carte. La proposta del PD commentata da Osvaldo De Paolini, Giovanni Toti, che ha debuttato come editorialista del giornale settimana scorsa, il paradosso della politica sul caso San Giuliano, scuse pubbliche per errori privati. Dopodiché abbiamo il capitolo degli spioni, l'input dei dossier è esterno, un SMS del finanziere Striano sui mandanti degli spionaggi. Questo lo approfondiremo dopo nei 3 articoli, all'interno dei 3 articoli che poi gireranno sul sito di radiolibertà.net in home page. Spunta una lista di 500 aziende guidate dai russi, tanto per non farci mancare niente. Dal giornale al Tempo di Roma, fuori di Caboccia, il simpaticissimo giuoco di parole che apre la prima pagina, dal divorzio sospeso alla falsa gravidanza fino agli insulti agli anchorman televisivi,
Ecco chi è davvero la lady dell'affaire San Giuliano. Adesso a festeggiare la lobby del cinema, prima grana in arrivo per il neo ministro Giuli. La lobby del cinema non vedeva l'ora di cacciar fuori dalle scatole l'ex ministro San Giuliano che li aveva messi alla fame. Questa è una narrazione che prendiamo per buona, tanto non costa niente. Intervista ad Antonio Tajani, no tax area, taglio IRPEF, ius scole, è tutto buonsenso, così lavoriamo alla pace, dice Tajani, per quanto concerne non il governo ma l'Ucraina e il mondo, la pace nel mondo. Caos a sinistra, Renzi, Conte volano insulti, il grande vaffa del campo largo, parla Vittorio Sgarbi, San Giuliano si è fatto fuori da solo, spero che finisca qui e che la signora dottoressa imprenditrice Boccia non arrivi a rompere le scatole anche a Palazzo Chigi. Il compito di Valditara nella scuola dei sindacati lo analizza Luigi Tivelli, Gianluigi Paragone invece da par suo si occupa del feeling di Giorgia Meloni con il mondo che fattura, gli imprenditori, Cernobbio ai quali ci piace tanto. Il Presidente del Consiglio certifica molto da par suo Gianluigi Paragone. Salvini e il nucleare, l'ipotesi referendum sul nucleare, gli italiani stavolta direbbero sì. E poi ancora innalzare il tetto della flat tax, ci stiamo ragionando rispetto agli 85.000 euro, applicarla pure agli straordinari. Questo è il tema, uno dei temi che la Lega vuole mettere in finanziaria. Dal Tempo passiamo a Repubblica, che apre con le virgolette le parole di Elish Line, prepariamoci a governare. La piattaforma o l'agenda per l'alternativa prevede lavoro, istruzione, diritti, sanità, industria, clima. Tutto ineccepibile. A Cernobbio prove di unità del campo largo su politiche economiche e salari. Ma resta lo scoglio con i 5 Stelle. Intanto Conte dice che se Grillo è sopraelevato io non resto, perché sopraelevato a me non ci deve sta nessuno, e chiude Renzi, mai con lui, perché fa gli affari sul litio, pensa un po', Meloni vuole 2 miliardi in più per la sanità, gli ospedali e i medici pubblici, e poi ancora il caso San Giuliano sotto il profilo nomine, cambia il ministro della cultura, restano i guai, così il nuovo ministro Alessandro Giuli deve grattarsi un po' di rogne, ironia della sorte, prima di tutto dovrà occuparsi della grana che ruota attorno alla sua successione alla presidenza del Maxi Museo Romano. Poi gli toccherà scandagliare il decreto di nomina sul cinema firmato in extremis dal suo predecessore San Giuliano. Infine l'organizzazione del G7 della cultura. Con questo lasciamo Repubblica, andiamo alla consorella torinese per parte di Agnelli Elkan, La Stampa, che apre con un'intervista all'ex premier Enrico Letta dal forum degli ottimati e degli ottimi e degli eccellenti tra gli ottimi di Cernobbio. Dobbiamo fermare il declino di un'Europa che gode delle sue bellezze artistiche, culturali, ma delega agli altri la capacità di creare valore, dice Enrico Letta, ed è una frase sulla quale tocca meditare per il resto di oggi, lunedì 9 settembre. Matteo Salvini, vice premier, ministro dei trasporti, leader della Lega, scrive la sua ricetta per la prossima legge di bilancio e da Villa d'Este mette nero su bianco le richieste leghiste. Innalzamento della flat tax sopra gli 85.000 euro e più risorse per la sanità. Massimo Cacciari riflette sul futuro dell'Europa che è al bivio della storia. Il regista Muccino dice la sua, San Giuliano ha distrutto il cinema e la Madonna, ci ha messo veramente poco a distruggere quella roba bellissima che è il cinema italiano e le sue ultime nomine sono sotto la lente del successore, Giuli. Capitan America e Yannick Sinner, che per la prima volta, mi pare, vince un titolo del Grand Slam con lo statunitense. E poi non abbiamo altro di interessante, per cui ci rivolgiamo con sete di verità alla verità, giusto appunto, di Maurizio Belpietro. Lega all'attacco, anche questo lo leggeremo poi più in dettaglio tra gli 3 articoli di giornata. Lega all'attacco sui dossier, è una macchinazione per colpirci, lo ha rivelato dopo uno scoop La Verità proprio l'altro giorno. La Lega di Salvini insorge dopo le rivelazioni del nostro giornale, scrive François de Tonquedec, sull'asse fra Striano, lo spione presunto, alla Direzione Nazionale Antimafia, e la stampa di sinistra, alla quale arrivavano le spiate per affossare la Lega. Dalle carte emergono pressioni dei vertici Guardia di Finanza per far coordinare al finanziere le SOS, le segnalazioni di operazioni sospette. Di spalla vi è l'articolo di fondo del direttore, l'articolo di fondo, che definizione antica, l'articolo principale di commento, l'editoriale, che articolo di fondo, questa roba qua si usava nel 1925 quando ancora c'era lui, democrazia a rischio ma pensano agli amorini, è il titolo dell'editoriale
del direttore Maurizio Belpietro. Si parla di gossip, ma qui c'è un golpe sulle istituzioni. Mario Giordano e la sua cartolina, l'agenda Draghi è ingrassata in vacanza. E poi boccia scatenata. Giuliano San Giuliano non si scusa, è inadatto per la TV pubblica, dice la dottoressa imprenditrice pompeiana. Sempre dal primo piano della verità, il PD non smentisce il sabotaggio all'Italia, scrive Camilla Conti. De che stiamo a parlare? Della Schlein, a precisa domanda sul sostegno dei democratici affitto in Europa. Schlein non va oltre la supercazzola, per poi concludere valuteremo. Piantedosi da Cernobbio dice che la Bossi-Fini per noi non si tocca, è un'ottima legge ancora oggi. Le interviste del lunedì, Stefano Fassina, già ministro PC-PDS, poi sinistra e bla bla bla, su immigrazione ed ecologia i progressisti devono cambiare. Giovanni Toti, la magistratura continua a commissariare la politica, dice l'ex presidente giunta regionale della Liguria. Il medico Donzelli, ovviamente intervistato da Francesco Borgonovo, il piano pandemico deve prevedere la prevenzione primaria, e Andrea Venanzoni, intervistato da Fabio Dragoni. Travestono la censura da contrasto alle false notizie. Chi è Andrea Venanzoni? Pagina 10, è un giurista. Un giurista che dice la sua sulla questione delle fake news, della lotta alle fake news, è il pretesto per renderci tutti schiavi del pensiero dominante, dei cattivoni al potere, eccetera, eccetera. Quando la scienza aveva pure un'anima, Francesco Borgonovo recensisce un libro che non molti conoscono, Il mattino dei maghi, è stato appena ripubblicato dalla casa editrice Mondadori, negli Oscar Mondadori. La ricerca spirituale aiuta la scienza a non perdere l'anima. È un libro del 1960. Mattino dei Maghi è estraneo alla cultura dominante e Mondadori lo ripubblica. È più attuale che mai. Jacques Berger, scienziato per formazione, scrisse con Louis Pauwels Il Mattino dei Maghi, appunto, adesso appena ripubblicato da Mondadori. Ed è un libro straordinario, scrive Francesco Borgonovo, recuperando questo libro appunto assai antico. Mentre lasciamo la verità, andiamo a vedere anche la prima pagina di Libero. In taglio alto la sinfonia americana di Sinner, lo US Open è suo, per la prima volta lo vince un italiano, per meglio dire un sud tirolese, e poi crisi d'astinenza, cosa c'è dietro il caso San Giuliano, è il titolo d'apertura. La sinistra ha gestito la cultura, nomine fatte dal PD Franceschini a governo scaduto, soldi a pioggia, a film per pochi intimi. Il caso Boccia risveglia gli appetiti, cioè questi hanno fame dopo che San Giuliano aveva cercato di smettere di far mangiare i mangioni di sempre, così racconta Libero. In carichi europei il PD si muove contro l'Italia e ostacola il ministro Fitto in veste di futuro super commissario europeo, scrive Fausto Carioti. Daniele Capezzone si occupa del romanzo rosa della dottoressa imprenditrice pompeiana Boccia per distrarre dai loro drammi. Elisa Calessi, lo scontro in pubblico tra Elly Schlein e Conte su Kiev, le bastonate di Conte a Grillo e Renzi, e poi abbiamo lo spionamento Striano, oltre allo 007 coinvolta la moglie, il dossieraggio sui politici di destra e le mosse del finanziere presunto spione Striano per non mostrarsi in pubblico con i giornalisti del Domani. Il nostro Giovanni Sallusti si occupa dello show anti-Salis di Rocco Tanica, uno dei componenti del mitico gruppo di Elio e le storie tese, l'ironia del tastierista di Elio contro l'evento di Ilaria Salis e Zero Calcare fa impazzire i fan dell'europarlamentare Salis. Perché non vai di persona a provocare? La replica. Poi temo che mi occupino l'appartamento. Ha ragione lui, scrive Giovanni Sallusti. Avevamo torto noi e facciamo ammenda. Il salismo, quest'ultima grottesca malattia del sinistrismo contemporaneo, per cui il sol dell'avvenire consiste nell'apologia del reato di occupazione abusiva, non va contrastato con la ragione e nemmeno con quel suo succedaneo meno ostico che è la ragionevolezza. Piuttosto va irriso con lo sberleffo. La sua patina pretenziosa va costantemente rovesciata nella sua sostanza ridicola. E lui, Sergio Conforti, in arte rocco-tanica, musicista, tastierista, arrangiatore di Elio e le storie tese, autore, cabarettistico e televisivo, attore e cento altre cose, ancora frequenta lo sberleffo nell'unico modo onesto, con spirito libertario assoluto. Rocco Tanica le suona a Salis e compagni. Basta occupare case. Questi qui, nota Giovanni Sallusti, non sanno neanche scherzare. E ancora in prima pagina su Libero, i nuovi cittadini, troppi migranti, i paesi europei in retromarcia,
E l'iniziativa del Comune di Milano, commentata da Andrea Fatibene, via ai corsi a scuola su trans e follie verdi. Di che cosa si tratta? Lo scopriamo più in dettaglio a pagina 11, il progetto della giunta PD di Milano, la giunta guidata da Beppe Sala. A scuola arrivano i corsi su trans e fanatismo verde, lezioni gratuite per elementari e medie con tutti i temi della propaganda arcobaleno. Così vogliono indottrinare i futuri elettori. Il contesto è quello di scuole aperte, progetto promosso dall'assessorato competente con l'intenzione di rendere ciascuna scuola della città un vero e proprio centro civico. Questo denunzia Libero in prima pagina. All'interno sondaggi e ammissioni, il New York Times ammette che l'effetto Kamala Harris è svanito e sta riprendendo quota il puzzone. Trump, storia di una dittatura, una strega comanda il Nicaragua e la consorte, nonché vicepresidente alla faccia della boccia del Nicaragua. Lì sì che il nepotismo, anzi il moglismo viaggia forte, 3 milioni di turisti persi, bilancio estivo, la spiaggia non tira più. Agli italiani non ci piace più andare in spiaggia, abbiamo perso 3 milioni di turisti. Però a proposito di moglismo, è un articolo interessante quello di Marco Respinti su Libero, pagina 12. La diavolessa, cioè la consorte di Daniele Ortega, lui, Daniele, soprannominato il comandante, lei, Rosario Murillo, anzi, la diavolessa. Perseguitano le opposizioni, si accaniscono contro i cattolici. Il Nicaragua è sotto la dittatura di una strega di nome Rosario, vicepresidente e compagna del capo dello Stato, Daniele Ortega. La Murillo traghetta la rivoluzione verso riti occulti e magia nera. Altro che boccia, c'è tutto da imparare da questi qui. Quando si fanno le cose mogliisticamente si devono fare seriamente, se no scadi nel ridicolo. Detto, diciamo così, en passant, tanto non ce ne frega nulla, e con questo lasciamo anche la prima pagina di Libero. Andiamo a vedere a questo punto la prima pagina del Sole 24 Ore, dove troviamo un dato interessante sui permessi di soggiorno ai cittadini extracomunitari in Europa nel 2023. Secondo voi quanti permessi di soggiorno sono stati dati in Italia nel 2023? 100.000? 200.000? 300.000? 400.000? Ci state quasi indovinando se dite 400.000. Sono 389.542 AZ i permessi di soggiorno rilasciati in Italia a cittadini extracomunitari nel 2023. Ripeto la cifretta: 389.542. Quanti abitanti ha Monza? Chiedo a Francesco in regia, che ringrazio come sempre per la preziosa assistenza. Quanti abitanti ha attualmente, secondo l'ultimo censimento, la città di Monza? 200.000. 122, i Mortacci 122.000, mentre quindi 3 volte Monza, diciamo, e ci stan dentro ancora un po'. 3 volte Monza in un anno solo. Sono 389.542, ripeto, i permessi di soggiorno rilasciati in Italia a cittadini extracomunitari nel 2023. A me non me pare poca roba, poi ognuno dirà la sua. Peraltramente, di questi 389.000, solo 38.000, il 9,8%, sono legati a motivi di lavoro. Cioè solo il 10% di costoro, in teoria, gli viene, scusate l'anacoluto, solo a 38.000, deanacolutizziamoci, solo a 38.000 di questi 390.000 viene dato il permesso per motivi di lavoro. Vuol dire che il 90%, il 90,2% di coloro che hanno avuto il permesso di soggiorno, quasi 400.000 persone in un anno, ripeto, ce l'hanno avuto per motivi che non hanno niente a che fare col lavoro, alla facciazza della Bossi-Fini che diciamo prevedeva un principio, quello del collegamento tra il lavoro e il venire in Italia. Saluti e baci dalla terra dei Feaci. La maggior parte è per asilo, per motivi umanitari o per famiglia. L'Italia è il paese, peraltro, con la percentuale di permessi per lavoro più bassa nell'Unione Europea. Ma guarda un po', il dato italiano è in controtendenza rispetto all'aumento delle quote di ingressi per lavoro stabilite dai decreti flussi a partire dal 2021. La spiegazione può essere, scrive il quotidiano della Confindustria, nei ritardi delle procedure per il rilascio dei permessi o nel fatto che alle domande di lavoratori stranieri presentate al Click Day non consegue sempre il contratto di soggiorno. Comunque, per farla corta, 390.000 permessi di soggiorno rilasciati in Italia a cittadini extra Unione Europea nel 2023, solo 38.000, il 9,8% legati a motivi di lavoro. Vi pare poco?
Intanto c'è da segnalare un altro tema interessante sul Sole 24 Ore del lunedì di oggi, la riforma fiscale, le varie riforme fiscali che aspettano 7 regolamenti su 10. Il fisco che cambia. Con gli ultimi decreti legislativi pubblicati in Gazzetta Ufficiale sono 64 i provvedimenti attuativi ancora necessari, 17 quelli già varati, quindi il 70% dei regolamenti per le riforme fiscali varie è ancora da fare. I decreti legislativi su adempimenti tributari, fiscalità internazionale e accertamento sono completi quasi al 40%. Sono 17 su 64 i provvedimenti di secondo livello varati finora per completare la riforma fiscale, cioè manca all'appello oltre il 70% dei testi attuativi previsti dai decreti finora pubblicati in Gazzetta Ufficiale, ed è una cosa molto antica, purtroppo tipica dell'Italia, forse non solo, ma comunque dell'Italia certamente. Intanto andiamo a vedere anche la prima pagina del Messaggero. Il quotidiano romano ospita in prima pagina una riflessione, come sempre stimolante, del professor Luca Ricolfi in guisa di editoriale La destra e la fine del cordone sanitario, il titolo dell'articolo del professor Ricolfi. È un vero peccato che la dottoressa Boccia abbia scelto proprio questi giorni per attirare su di sé e sulla sua vicenda col ministro Sangiuliano la vigile attenzione del sistema dei media. Avesse scelto un periodo più insignificante, forse oggi non ci sfuggirebbe quel che proprio in questi giorni sta accadendo nel cuore delle nostre democrazie, nei due paesi leader dell'Unione Europea, Francia e Germania. Volendo riassumere, in questi giorni si sta celebrando in Francia e Germania, i due paesi più importanti dell'Unione Europea, il funerale del cordone sanitario, cioè l'idea che verso i partiti estremisti, verso la destra in particolare, erede del fascismo e del nazismo, le forze politiche, virgolette, democratiche, chiuse virgolette, dovessero alzare una barriera invalicabile, capace di tenere i barbari lontani dal potere. Insomma, sta finendo questa idea del cordone sanitario. È da anni che il cordone, la barriera, scricchiola, scrive Ricolfi, ma è proprio in questi giorni che nel muro democratico si sono aperte le due brecce fondamentali. La prima in Francia, dove il triplo salto mortale di Macron, scioglimento del Parlamento, successo di Marine Le Pen, vittoria del cordone sanitario repubblicano al secondo turno, sta per dar vita a un governo conservatore guidato dal gollista Michel Barnier, tenuto in piedi dai voti del Rassemblement National di Marine Le Pen. La seconda breccia, meno visibile della prima, si è aperta in Germania, scrive il professor Luca Ricolfi. Poi adesso ci trasportiamo velocemente a pagina 23 dove prosegue il suo editoriale. Un attimo solo di pazienza che ci arriviamo. La seconda breccia, scrive il professor Ricolfi, si è aperta ed è assai meno visibile in Germania, quando in Turingia e in Sassonia, due Länder o stati federati della Germania dell'Est, i quattro partiti tradizionali, cioè popolari, socialdemocratici, verdi e liberali, si sono trovati, anche messi tutti insieme, a raccogliere meno del 50% dei voti. Ora la maggior parte dei voti è in mano a due partiti estremisti, di sinistra Linke e di destra AfD, ossia Alternative für Deutschland, da sempre tenuti fuori dei giochi dal cordone sanitario, nonché a un terzo partito nuovo di zecca, BSV, o Alleanza Sara Wagenknecht, che aveva già avuto una buona affermazione 2 mesi fa alle europee. In breve, scrive Ricolfi, il cordone sanitario è saltato sia in Francia sia in Germania. A farlo saltare tre ragazze o ex ragazze terribili, le estremiste Marine Le Pen, Alice Weidel, presidente dell'AfD, e Sarah Wagenknecht, fondatrice di BSW. In Germania, se vorranno restare al potere, alle forze tradizionali potrebbe non bastare unirsi fra loro e potrebbe risultare necessario aprire alle forze fin qui tenute fuori dalla cittadella del potere, scrive Ricolfi, breve break, brevissimo. Non stupisce, scrive nell'editoriale del Messaggero di Roma il professor Luca Ricolfi, che se questi sono i risultati delle strategie di esclusione, cioè i risultati del cordone sanitario per far fuori le destre, a qualcuno sorga il dubbio. Ma siamo sicuri che questa strategia del cordone sanitario, teniamo fuori i fascisti, i nazisti, i loro eredi, gli schifosi, siano state strategie lungimiranti? Siamo sicuri che non sia stato proprio il cordone sanitario invece ad alimentare l'estremismo, a favorire la replicazione del virus nazifascista?
Sono domande doverose, ma se ne potrebbe formulare una più radicale. Siamo sicuri di aver bene interpretato la natura del virus da cui ci volevamo proteggere? È possibile, in altre parole, che le forze democratiche abbiano mal compreso il significato profondo della marea nera di cui da diversi decenni si lamenta la ascesa. Se andiamo a vedere qual è il carburante che sostiene l'avanzata dei partiti estremisti, è difficile non accorgersi che al centro di tutto c'è la preoccupazione per l'immigrazione irregolare e in subordine lo scetticismo per politiche europee su agricoltura, ecologia e guerra in Ucraina. Bollare tutto questo come neonazismo, razzismo, estremismo di destra è riduttivo, alla fine fuorviante, e lo testimonia non solo il radicamento dei partiti estremisti nei ceti popolari, ma il modo in cui i medesimi ceti popolari percepiscono se stessi. In Germania, ad esempio, scrive Luca Ricolfi sul Messaggero, le serie storiche dei sondaggi mostrano che nell'ultimo ventennio, alla costante crescita di AfD, ormai prossimo a diventare il primo partito tedesco, si accompagna una formidabile diminuzione, sia nei Länder dell'Ovest che in quelli dell'Est, degli elettori che si considerano di estrema destra. Erano circa il 10% una ventina di anni fa. Sono meno del 3% oggi e comunque dai sondaggi più recenti risultano più numerosi nelle regioni dell'Ovest, dove AfD è debole, e meno numerosi in quelle dell'Est, dove AfD è forte. Quindi, in sostanza, i sondaggi ci dicono che c'è una formidabile diminuzione di elettori che si autoconsiderano di estrema destra, ma c'è anche un altro indizio, forse più significativo, che smentisce, scrive Ricolfi, l'equazione che equipara ostilità agli immigrati e razzismo neonazista. La clamorosa affermazione del partito BSV di Sarah Wagenknecht, che si colloca nettamente a sinistra, ma non perciò rinuncia a porre con forza il problema dell'immigrazione irregolare, suscitando lo sconcerto degli osservatori più convenzionali, a cui pare impossibile che un partito di sinistra sia ostile agli immigrati o che un partito ostile agli immigrati possa non essere neonazista. Il caso tedesco e il caso francese, si avvia a concludere Luca Ricolfi, stanno lì a dimostrare che invece entrambe le cose sono possibili. In Germania la sinistra sta scoprendo a sue spese che, se vuole rimanere al governo, non può non fare i conti con la sinistra anti-immigrati di Wagenknecht. In Francia Macron sta prendendo atto che se vuol dar vita a un nuovo governo non può continuare a considerare neofascisti gli elettori di Marine Le Pen. In entrambi i paesi i partiti autoproclamati democratici si stanno rendendo conto che, come ha denunciato Alice Weidel, ad essere profondamente antidemocratico è il cordone sanitario con cui in tutti questi anni hanno escluso forze politiche che rappresentano ormai un elettore su tre, scrive Luca Ricolfi. Lasciamo il Messaggero. Dal quotidiano dell'editore svizzero Carlo De Benedetti, il Domani, vi segnalo un'intervista alla sindaca di Firenze del PD Sara Funaro. Faccio lo ius scholae a Firenze e ora Forza Italia deve dire sì. In Consiglio Comunale la maggioranza PD proporrà la cittadinanza onoraria a Firenze a bambine e bambini figli di stranieri. Il criterio sarà quello su cui è d'accordo la destra moderata. Un primo passo, i diritti possono partire dalle città, dice la sindaca di Firenze. E adesso apriamo il capitolo dei 3 articoli che andranno a girare sul sito, sulla home page del sito di radiolibertà.net nella rubrica dedicata alla rassegna stampa. Il primo articolo è di Lodovica Bulian su Il Giornale, dossier i mandanti occulti di Striano. Gli sms del finanziere ai cronisti de Il Fatto Quotidiano. Gli input, dice il finanziere spione, presunto tale, secondo l'accusa, mi arrivano da fonti esterne. Cosa racconta il giornale? C'è un passaggio nelle carte dell'inchiesta della Procura di Perugia sul presunto dossieraggio che vede indagati l'ex magistrato dell'antimafia Antonio Laudati e il finanziere Pasquale Striano. C'è un passaggio in queste carte che riporta messaggi scambiati dal presunto spione Striano con alcuni giornalisti destinatari delle spiate dopo la notizia dell'indagine. In uno di questi, oltre a confidare il suo stato d'animo, Striano sembrerebbe rivelare anche il modus operandi dei presunti accessi abusivi alle banche dati riservate che gli contesta il procuratore di Perugia che sta indagando su tutto questo, Raffaele Cantone. Per i pubblici ministeri Striano sarebbe non solo l'autore di migliaia di accessi abusivi,
ma avrebbe trasmesso poi molti dei dati acquisiti ai giornalisti. I magistrati stanno cercando di verificare i mandanti esterni dietro i documenti cercati e consultati da Striano in modo illegittimo. E Striano, in una delle chat con un giornalista de Il Fatto, quotidiano di Travaglio, con cui ha confidenza, sembra spiegare che tutti gli input delle ricerche sulle banche dati della Direzione Nazionale Antimafia e non solo arrivavano dall'esterno, non dall'interno della struttura. Ricordati che gli input vengono sempre da fonti esterne, scrive il presunto spione, non e poi passa per l'ordine interno, capito? Dice Striano in un messaggio vocale inviato al cronista del Fatto Quotidiano nel marzo del 24, appena esplosa la bomba sui giornali. Si riferisce agli input su presunte ricerche abusive? Di fatto, scrive il giornale, sembra escludere un coinvolgimento di Laudati, che è indagato, ma i PM gli contestano pochi episodi di accesso abusivo e lui si dice estraneo. Striano, nel messaggio, continua lo sfogo, si dice stanco di tutte le strumentalizzazioni sulla stampa. Diciamo una parola e tutto viene strumentalizzato. Così mi costringete a chiudere proprio tutto, aspettare quando sarà e me ne vado a cantare davanti alle sedie opportune. E poi una riflessione sui metodi di Cantone che, dice Striano, non sono stati belli. Comunque se emergerà qualcosa lo faremo emergere più avanti, dice il finanziere accusato di spionaggio. Nelle carte emerge anche l'interlocuzione di Striano con un uomo dei servizi di sicurezza a cui Striano avrebbe fornito informazioni. Un soggetto finito nel registro indagati ma che, dicono fonti di governo, non avrebbe incarichi all'interno dell'AISE, Agenzia Sicurezza Esterna, Servizi Segreti, e non li avrebbe avuti neanche in passato. Lo 007 si sarebbe mosso autonomamente per ottenere informazioni, ma non avrebbe avuto alcun ruolo nella diffusione della notizia pubblicata dal quotidiano Domani del concorso per entrare all'AISE a cui aveva partecipato la moglie del ministro della difesa Crosetto. Tra le comunicazioni estrapolate, quelle tra Striano e il presunto 007. Un messaggio inviato dal finanziere 17 marzo 22 recita: se vuoi ti posso mandare un file che nessuno ha, neanche in finanza, dove ci sono 500 imprese italiane rette dai russi, aggiungendo ci sarebbe da fare un lavorone ma io non riesco. L'uomo, conclude il giornale, che per la Procura di Perugia graviterebbe nell'ambito dei servizi, presunto interlocutore presso i servizi segreti del finanziere spione, risponde magari. Tutto il fascicolo è stato depositato dalla Procura di Perugia, dal procuratore Cantone, in commissione antimafia. Devono studiare i commissari dell'antimafia per capire bene cosa c'è dentro lì e dircelo a noi e farcelo consultare a tutti noi. Dunque a breve l'antimafia potrebbe convocare nuove audizioni. Così sul giornale. Secondo articolo il Focus che fa la verità sulla Lega come oggetto dell'attacco su questi dossier. Le rivelazioni della Verità sulla sinergia tra il finanziere Pasquale Striano e i cronisti del Domani Stefano Vergine, Giovanni Tiziano ed Emiliano Fittipaldi, che secondo la Procura di Perugia sarebbe all'origine di una serie di articoli contro esponenti della Lega, ieri ha fatto insorgere i vertici del Carroccio che adesso chiedono chiarezza. A dare il via alle danze, scrive oggi La Verità in prima pagina, il vice segretario del partito Andrea Crippa, che in una nota ha dichiarato: non so se sono più sorpreso o preoccupato dopo aver letto le rivelazioni giornalistiche della Verità. Un piano preciso per danneggiare la Lega sembra ormai una cruda realtà che supera ogni fantasia. Certe commistioni tra il vertice della Guardia di Finanza, magistratura, qualche giornalista compiacente non succedono nemmeno in Venezuela, dice Crippa. I due capigruppo, Senato e Camera, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, non sono stati da meno. Inquietanti rivelazioni di stampa, osservano, dimostrano che il bersaglio preferito dai giornalisti di sinistra era il Carroccio e Matteo Salvini. Oggi emerge un dato sconcertante che conferma quanto abbiamo denunciato: una montagna di bugie strumentali sulla Lega, un pericoloso attacco alla democrazia. Il vicepresidente vicario del gruppo della Lega al Senato, Mara Bizzotto, aggiunge: dalla stampa arriva la conferma, l'ennesima, di come la Lega sia da tempo bersaglio di una scandalosa macchina del fango, un metodo vergognoso per colpirci, un'emergenza democratica.
Il terremoto politico, scrive La Verità, quasi certamente farà sentire le sue scosse dopodomani in commissione antimafia, quando l'ufficio di presidenza affronterà il tema dell'inchiesta della Procura di Perugia sul presunto dossieraggio di 172 VIP, politici imprenditori, star dello spettacolo e dello sport. Intanto, a rendere ancor più inquietante il quadro, ieri è emerso che la Procura di Perugia ha iscritto sul registro indagati anche un agente dei servizi segreti, come dicevamo nell'articolo di prima. L'uomo sarebbe un dipendente AISE. Fonti governative si sono affrettate a precisare che lo 007 non ha mai avuto incarichi operativi, ma di analisi. A lui Striano avrebbe fatto una proposta. Se vuoi ti posso mandare un file che nessuno ha, ci sono 500 imprese italiane rette da russi, ci sarebbe da fare un lavorone. Magari, risponde la barba finta. Dalle carte di Perugia emerge con chiarezza, secondo l'accusa, il tentativo che i due principali indagati dell'inchiesta, l'ex sostituto procuratore antimafia Laudati e il finanziere Striano, avrebbero fatto per mantenere il controllo totale sulla gestione delle segnalazioni di operazioni sospette, le SOS, dell'antiriciclaggio, funzione a loro affidata, che è al centro delle indagini. A rivelare le mosse per tenersi stretta la gallina dalle uova d'oro, cioè la gestione delle SOS, segnalazioni di operazioni sospette antiriciclaggio, quelle che poi forniscono materia prima gustosa ai giornalisti. A rivelare le mosse per tenersi la gallina dalle uova d'oro, le SOS, è stato l'attuale procuratore nazionale Giovanni Melillo, il quale al suo arrivo nel 2022 si sarebbe trovato al centro di pressioni di altissimo livello. Melillo ricorda una colazione con l'ex comandante generale Guardia di Finanza Giuseppe Zaffarana e con l'allora capo dei reparti speciali Umberto Sirico. Quest'ultimo si sarebbe speso personalmente a favore del presunto spione Striano, scrive Melillo. Durante la colazione il generale Sirico, nel discutere degli assetti da dare alla collaborazione con la Direzione Nazionale Antimafia in materia di gestione delle segnalazioni e operazioni sospette, SOS, mi chiese di accogliere la richiesta di incontro, a suo dire più volte inoltrato alla mia segretaria dal sottotenente Striano, successivamente promosso tenente, indicatomi come ufficiale di polizia giudiziaria di grande esperienza, cioè il capo dei reparti speciali della Guardia di Finanza Sirico era uno che si spendeva in favore del presunto spione Striano, perciò Melillo invita Striano a partecipare a riunioni organizzative già in agosto 2022. L'investigatore indagato era al corrente delle buone referenze su cui poteva contare e a un collega che gli chiedeva se avesse domandato personalmente di parlare con Melillo, Striano diceva: ovviamente sia Laudati, il magistrato, che i nostri vertici sanno che io sono l'unico in grado di dire le cose come stanno da un punto di vista di polizia giudiziaria. Se qualcuno lo ha chiesto potrebbe essere stato Laudati o Sirico. Melillo riassume così il faccia a faccia con Striano. L'ho incontrato e durante l'incontro mi limitai a registrare le sue lamentele per la mancanza di collaborazione del gruppo ricerche banca dati e a invitarlo a trasmettermi un appunto destinato a motivare quelle doglianze e a formulare eventuali suggerimenti e proposte di miglioramento. La lettura dell'appunto mi convinse a ritenere inevitabile l'allontanamento dall'ufficio anche di Striano, dice il procuratore Melillo. Cantone commenta: in sintesi, il procuratore Melillo, appena arriva all'antimafia e parla con Striano, evidenzia che Striano, nell'appunto allegato alla relazione, propone l'ufficializzazione del ruolo di coordinatore del gruppo SAS di se stesso e la concentrazione in un solo magistrato del ruolo di referente, magistrato che non avrebbe potuto che essere il sostituto Antonio Laudati, l'altro indagato. 3 anni prima Striano, quando era stato distaccato alla direzione investigativa antimafia, aveva già assicurato ad alcuni colleghi che sarebbe rientrato alla direzione nazionale antimafia come coordinatore del gruppo SOS e aveva spiegato che raggiungere l'obiettivo era intervenuto a suo favore lo stesso Laudati, il quale aveva parlato con C3, che indica il capo di Stato Maggiore dell'epoca, il generale Sirico. Quest'ultimo avrebbe preso informazioni su di lui tramite Laudati, attraverso il quale gli avrebbe poi fatto arrivare il messaggio del prossimo incarico. Sentito dagli inquirenti, il dottor Sirico ha dichiarato: nell'ambito degli incontri che il dottor Laudati aveva con il comando generale è possibile che mi abbia parlato del neotenente Striano, indicandomelo come persona con le caratteristiche adatte per essere impiegato nelle attività sulle SOS, segnalazioni e operazioni sospette.
Per il magistrato Cantone, che fa l'indagine su tutti questi presunti spioni, Laudati non è affatto estraneo al rientro di Striano in direzione nazionale antimafia nel 19, essendosi egli stesso mosso a tale scopo, parlandone col generale Sirico e poi concordando direttamente col generale Padula il regime lavorativo del gruppo e di Striano in particolare. Nella sua relazione conclude La Verità, relazione inviata alla Procura di Perugia indagante, Melillo ricorda anche che quando ci fu la discovery dell'inchiesta, Laudati si dichiarò allibito dalla notizia dei fatti attribuiti a Striano e si disse pronto a mettere la mano sul fuoco sulla correttezza di Striano, che con lui collaborava da anni. Melillo avrebbe reagito sconsigliando gesti alla Muzio scevola, scherzosamente, ma non troppo, ricorda il procuratore Melillo, che è il successore, diciamo così, di Cafiero De Rao alla guida della Direzione Nazionale Antimafia, adesso De Rao è parlamentare 5 Stelle, scherzosamente, ricorda Melillo, ma non troppo, invitai il collega a non mettere la propria mano sul fuoco, data anche la gravità degli eventi e del contesto politico nel quale gli eventi si verificavano. Così sulla Verità, furia Lega sui dossier, macchina del fango. Terzo articolo invece dal Fatto Quotidiano, Fatto Economico del lunedì, sui Benetton. Tutto è perdonato, i Benetton fanno ancora affari d'oro. A monte della catena si spartiscono gli utili. A valle, ai lavoratori del gruppo dei Maglioni in crisi, si prospettano contratti di solidarietà. Dal crollo del ponte Morandi a Genova, Edizione Holding dei Benetton ha distribuito 450 milioni ai 4 rami dinastici, oltre ai immobili per 1 miliardo di euro. Il valore delle partecipazioni più alto di quello del 2018, scrive Giulio da Silva, pagina 12 de Il Fatto Quotidiano. A 6 anni dal crollo del Ponte Morandi, 43 morti, verità giudiziaria ancora lontana, il Tribunale di Genova dovrà decidere se accogliere le richieste di fare una perizia supplementare sulle cause della tragedia avanzata dalle difese degli imputati. Se si procedesse a nuovi accertamenti, la sentenza a processo di primo grado potrebbe slittare al 2026, quando potrebbe già essere prescritto il reato di omicidio stradale contestato ad alcuni dei 59 imputati. Ma c'è un'altra verità che si fa strada in maniera inoppugnabile dietro le lungaggini del processo. Riguarda le aziende della famiglia Benetton, che erano gli azionisti di controllo della società autostradale quando il ponte è collassato. Nell'impero Benetton gli affari vanno a gonfie vele. Se la reputazione della famiglia è stata appena graffiata dallo scandalo, il patrimonio dei Benetton non è stato intaccato dalla tragedia. La decisione di liberarsi del rischio di revoca della concessione autostradale, vendendo l'88% di Autostrade per l'Italia, ASPI, a una cordata controllata dallo Stato, Cassa Depositi e Prestiti, che ha dato ai Benetton la generosa somma di 8 miliardi e 200 milioni, messa sul piatto dai governi Conte e Draghi, è stata una mossa vincente, cioè vendere a noi, cittadini italiani che abbiamo pagato noi, allo Stato per 8 miliardi e 200 milioni, l'88% di Autostrade per l'Italia, è stato un bel affare per i Benetton. Oggi Benetton è ancora più ricca, o meglio la famiglia Benetton è ancora più ricca. Lo stato di salute del gruppo lo certifica il bilancio 2023 di Edizione Holding. È migliore rispetto al 2018, l'anno della tragedia, grazie agli utili pompati dalle concessionarie autostradali estere, soprattutto in Sud e Nord America, Spagna, Francia, Polonia, racchiuse nello scrigno della società spagnola Abertis, nella quale i Benetton comandano col 50% insieme a Florentino Perez, il patron del Real Madrid, che ha l'altro 50%. In forte accelerazione anche i passeggeri e la redditività degli aeroporti. Aeroporti di Roma che gestisce Fiumicino e Ciampino e i 3 scali in Francia, Nizza, Cannes e Saint-Tropez. Il valore delle attività possedute da Edizione Holding Benetton a fine 2023 è aumentato rispetto al 2018. In una holding industriale il dato che misura questo valore è il NAV, cioè Net Asset Value. Questo, si legge nella relazione al bilancio 2023, corrisponde al valore complessivo delle attività, al netto dell'indebitamento finanziario netto di alcune subholding del gruppo. Partecipazione più pesante è Mundis, ex Atlantia, controllata al 57%, che opera nelle autostrade, aeroporti, tecnologie di mobilità come Telepass.
Di rilievo anche la quota nell'ex Autogrill che i Benetton hanno venduto alla Svizzera Dufry, partecipando alla creazione di un gigante della ristorazione, Avolta, di cui detengono il 21,86%. Inoltre, nel 2023 hanno incrementato al 9,99% la partecipazione in Cellnex, multinazionale spagnola delle torri di telecomunicazioni. Nella cassaforte dei Benetton sono custodite anche le preziose partecipazioni in Generali e Mediobanca, 4,8 e 2,2%. Nel 2023 il NAV, cioè il Net Asset Value, in sostanza il valore complessivo delle attività della edizione holding, ha raggiunto 11 miliardi 720 milioni, superiori agli 11 miliardi e 4 del 22, più alto dei 10,2 miliardi del 2018. Prima delle vacanze, Edizione Holding ha distribuito dividendi per 100 milioni e 50 euro ai soci, i 4 rami della famiglia di Treviso, che fanno capo ai 4 fratelli fondatori, Luciano, Giuliana, gli scomparsi Gilberto e Carlo. Neanche la tragedia del Ponte Morandi ha fermato il flusso di cedole che incrementano la fortuna della potente e osannata dalla stampa dinastia veneta. Solo nei 2 anni della Covid 2021, quando sono stati approvati i bilanci 19 e 20, non è stato pagato il dividendo, ma nel 22, l'anno in cui Alessandro, secondogenito di Luciano, è stato nominato alla presidenza di Edizione, è stato ripristinato il dividendo a botte di 100 milioni all'anno, che fanno 300 milioni finiti nelle tasche della famiglia con gli ultimi 3 bilanci. I signori di Treviso, scrive ancora sul Fatto Quotidiano Giulio da Silva, non avevano rinunciato al dividendo ricco neanche l'anno dopo il crollo del ponte. Estate 19, bilancio 18, la famiglia aveva deciso di distribuirsi 150 milioni. In sostanza, dal crollo del ponte a oggi, i Benetton hanno intascato 450 milioni di dividendi che diventano 600 se calcoliamo i 150 distribuiti poche settimane prima del crollo del ponte. Ma i ricchi trevigiani hanno incassato molto di più. Nel 2023, per mettere a tacere gelosie tra cugini sul ruolo di Alessandro, attraverso una scissione sono stati distribuiti da Edizione ai portafogli personali dei 4 rami della famiglia immobili di pregio per un valore di circa 1 miliardo di euro. Ogni ramo della famiglia ha ricevuto un valore netto di 220 milioni e potrà disporne liberamente, anche vendendo i palazzi. I ricavi consolidati di Edizione nel 23 sono aumentati del 13% a 9 miliardi e mezzo. L'utile operativo è migliorato del 48% a 2,14 miliardi. Rispetto al 22 l'utile di competenza è diminuito, ma 2 anni fa il risultato comprendeva la plusvalenza e la cessione e il deconsolidamento di Autostrade per l'Italia. Insomma, conclude il Fatto Quotidiano, la forza finanziaria del gruppo Benetton è tale da aver assorbito, senza contraccolpi, anche la crisi dell'azienda di abbigliamento Benetton Group, controllata al 100% da Edizione Holding. Il bilancio consolidato ha chiuso il 23 con un rosso di 235 milioni. Luciano Benetton ha cacciato l'amministratore delegato Renon. Dal 18 giugno, nuovo amministratore Claudio Sforza ha lavorato in Poste, Wind e Ilva. La partecipazione in Benetton è stata svalutata per 530 milioni, con perdita netta nel bilancio di esercizio di Edizione SPA di 341 milioni. La relazione al bilancio di Edizione afferma che in assenza di questa svalutazione il risultato sarebbe positivo per 218 milioni. Così conclude il Fatto. I Benetton si sono lavati la coscienza e si sono autoattribuiti 100 milioni di dividendi. In alto si festeggia, in basso invece ai lavoratori di Benetton Group, cioè settore abbigliamento, quello tradizionale di Benetton, è stata prospettata l'applicazione di contratti di solidarietà con una percentuale fino al 40% rispetto al totale dei lavoratori. Holding di famiglia Benetton, tutto è perdonato, i Benetton fanno affari d'oro. A monte utili da spartire, a valle ai lavoratori del gruppo dei maglioni in crisi si prospettano i contratti di solidarietà. Sintetizza il Fatto Quotidiano. E questo era il terzo articolo di giornata. Vi segnalo tra gli articoli che però a margine di tutto sono comunque interessanti un pezzo di Wired.it sul DSA, il Digital Services Act, la normativa sul comunicazione internet dell'Unione Europea. Un anno dopo cosa è cambiato?
Il Digital Services Act, scrive Wired, ha avviato un'operazione trasparenza su moderatori e dati delle big tech, ma ancora deve decritare i segreti degli algoritmi. Il Digital Services Act, cioè il regolamento europeo sui servizi digitali, non c'entra nulla con l'arresto del fondatore di Telegram, Durov. Telegram deve rispettare il Digital Services Act come tutte le piattaforme grandi o piccole che dal 17 febbraio, quando è entrato in vigore il regolamento europeo, forniscono online servizi nei 27 paesi dell'Unione. Ma non è per effetto di quelle regole che Durov si è trovato i gendarmi ad arrestarlo il 24 agosto a Parigi. A sorvegliare Telegram per conto del Digital Services Act è l'ente belga Telecomunicazioni, perché Telegram ha deciso di nominare in Belgio il suo rappresentante legale europeo e il Belgio per il momento è alla finestra, non a titolo per mettere becco. Tutta la partita sull'arresto e l'incriminazione di Pavel Durov è materia di Parigi. L'indagine francese ha messo la app di messaggistica sotto i riflettori della cronaca, ma sotto la lente di Bruxelles c'è da tempo. Da quando è iniziata l'applicazione del DSA, Telegram è tra le app monitorate per verificare il numero di utenti in Europa. L'azienda ne dichiara 41 milioni al mese nell'Unione, un numero sufficiente per stare appena sotto la soglia oltre la quale scatta la designazione come piattaforma online molto grande, cioè Very Large Online Platform, VLOP in sigla, ossia l'etichetta con cui il Digital Services Act identifica i più importanti fornitori di servizi, ai quali prescrive regole più stringenti su trasparenza degli algoritmi e pubblicità, lotta alla violenza online, alla disinformazione, protezione dei minori e stop alla profilazione degli utenti. Al momento sono 22 i più importanti e grandi operatori online, piattaforme online. Google con Search, Shopping, Maps, Play e YouTube, Meta con Instagram e Twitter, Bing, X, Snapchat, Pinterest, LinkedIn, Amazon, Booking, Wikipedia, l'App Store di Apple, Zalando, TikTok, i siti porno, Pornhub, Xvideo, StripChat e gli e-commerce cinesi Alibaba Express, Temu e Shine. Tante domande, poche risposte per ora, scrive Wired. Il Digital Services Act ha avviato un'operazione trasparenza, ma deve ancora decrittare i segreti più profondi, quelli degli algoritmi delle grandi piattaforme online. Con questo lasciamo anche Wired, torniamo velocemente adesso agli articoli principali della giornata di oggi, ve ne segnalo alcuni tratti dai principali quotidiani. Intanto, per la cronaca locale, a proposito di infrastrutture e territorio, vi segnalo un'apertura e poi un articolo molto lungo su Brescia Oggi, dedicato al treno ad alta velocità, il TAV Brescia-Verona, che avanza tra incognite, ritardi, cedimenti. Il crollo della settimana scorsa a Lonato, in quel di Brescia, sopra gli scavi della galleria ferroviaria, ha riacceso i riflettori sull'opera TAV Brescia-Verona. Intanto si va avanti sui cantieri avviati nel 2018 dopo ben 25 anni di progetti, bocciature, rifacimenti e prescrizioni. Il costruttore dichiara uno stato di avanzamento lavori al 70% per la tratta tra Rezzato e Verona Ovest. Il problema delle falde era noto sin dalla prima versione del progetto definitivo nel 2014, scrive Brescia Oggi. Lombardia e Veneto vigilano sui cantieri. Si rispettino i tempi, chiedono le due regioni. Ci fermiamo un attimo solo, sono le 8:29 e poi ritorniamo tra poco, tra pochissimi minuti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Il vortice ciclonico giunto nelle scorse ore sull'Italia determina ancora condizioni di maltempo con precipitazioni possibili su quasi tutte le regioni. In mattinata piogge e temporali più a carattere irregolare interesseranno gran parte del nord-est e quasi tutte le regioni tirreniche fino alla Sicilia. Tempo un po' più asciutto altrove, ma in un contesto comunque instabile. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni saranno possibili sui medesimi settori, tuttavia risulteranno via via meno diffusi e intensi. Calo termico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app.
Stop. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Era oggi, 9 settembre 1957, Paul Anka raggiungeva il primo posto in classifica con la celeberrima Diana che abbiamo appena ascoltato. Andiamo invece a vedere la questione della legge di bilancio, la cosiddetta manovra. Più tempo sulle cifre, stretta su bonus e detrazioni, scrive per esempio il Corriere della Sera, in primo piano stamani. Altri 10 giorni per il piano di Giorgetti. Da Bruxelles flessibilità anche per Germania, Francia, Belgio. E la Lega vuole la flat tax sopra gli 85.000 euro. Le misure da rifinanziare, il taglio del cuneo contributivo per 10 miliardi 790 milioni. Il taglio IRPEF 615 milioni. Sostegno investimenti nella zona economica speciale ZES del Mezzogiorno 1 miliardo e 9. Detassazione, welfare e premi 832 milioni di euro e poi missioni internazionali 960 milioni, misure a sostegno degli indigenti 650 milioni, riduzione da 90 a 70 euro canone RAI 430 milioni, bonus mamme con 2 figli 368 milioni, scrive il Corriere della Sera tra le misure da rifinanziare. Misure di anticipo pensionistico 260 milioni, gestione calamità naturali 239, in totale abbiamo 18 miliardi e 172 milioni per rifinanziare misure già in vigore attualmente e poi per fare qualcosa di nuovo. Tra le cose nuove la Lega propone appunto la flat tax sopra gli 85.000 euro. Sul Corriere della Sera c'è peraltro un'intervista anche al ministro della Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, pensione a 70 anni per gli statali su base volontaria da inserire in finanziaria e vogliamo assumere 350.000 giovani, dice il ministro Zangrillo. Negli uffici centrali la retribuzione di ingresso è di circa 1.500 euro netti al mese per i laureati. Per quanto concerne invece la questione dell'auto elettrica e lo stop ai motori a scoppio, l'Italia all'Europa chiede il rinvio dello stop al 2035 dei motori a scoppio. Salvini intanto rilancia sul nucleare. Sulle misure per le auto, il ministro per le imprese e il Made in Italy Adolfo Urso annuncia una proposta italiana all'Unione Europea. Siamo al forum di Cernobbio, rilancio del nucleare, ampliamento dell'area della flat tax, impegno a realizzare 22 miliardi di investimenti in corso, inasprimento della campagna contro la decisione dell'Unione Europea di imporre lo stop alla produzione di motori endotermici nel 2035. Sono gli impegni che il ministro delle infrastrutture, Salvini, ha preso di fronte a banchieri, imprenditori, manager al forum TEHA. Il vice premier è arrivato in riva al lago per mostrare il volto del fare e tra una slide e l'altra Salvini ha sciorinato gli obiettivi
che intende perseguire nei prossimi mesi, di concerto con l'intero governo, a partire dalla questione dell'energia atomica e del nucleare. L'Italia non può più dire no al nucleare, ha detto Salvini. Una delle mission più importanti del governo è riportare l'Italia nella modernità, efficienza, sostenibilità ambientale, riavviando il dossier nucleare. Se ci fosse una possibilità di referendum, la maggioranza degli italiani direbbe sì al ritorno del nucleare. Poi il fisco, alzare il tetto di chi può ricorrere alla flat tax da 85 a 100.000 euro e poi puntare sulla crescita e non sui tagli, mettere sulla sanità euro in più. Infrastrutture, al di là del ponte sullo stretto avvio lavori 2025, sono aperti i cantieri per 22 miliardi. Da questo deriva, secondo Salvini, il record storico dell'occupazione. Sul futuro dell'auto, Salvini sostiene l'azione del collega Urso che il 25 settembre, in un vertice europeo, presenterà la proposta di anticipare al 2025 la revisione sullo stop alla produzione di veicoli endotermici al 2035, prevista invece per il 2026. Bisogna decidere ora con la nuova legislatura di fare quella revisione con tempi più sostenibili, ha detto lo stesso Urso. Cosa prevede l'addio di Bruxelles ai carburanti fossili è l'articolo domande e risposte che il Corriere cerca di sintetizzare così, quali sono le deroghe alla normativa e tutto il resto, sulla questione dello stop ai motori endotermici. Per quanto concerne sempre l'Europa, la leader del PD, Elly Schlein, titola ancora il Corriere della Sera, non chiude su Fitto, commissario europeo, valuteremo le deleghe, la spinta del PD è per votare il commissario europeo Fitto. Secondo il centrista Lupi è una scelta contro di lui, sarebbe una scelta contro l'Italia. L'eurodeputato, già sindaco di Bari, Antonio De Caro, dice tutto tranne un sovranista, è tutto tranne un sovranista, Raffaele Fitto, lo conosco da 20 anni, può fare bene per l'Italia, vediamo il suo programma. C'è anche il capitolo dedicato a Conte e Grillo. Non resto, ha detto Giuseppe Conte, in una comunità in cui c'è un sopraelevato. Sulla RAI il capo dei 5 Stelle apre a nomi autorevoli, ancora devono essere fatte le nomine RAI, e scontro con Renzi, il quale dice: Conte dice che sto entrando nella partita del litio, ora un confronto in TV o ci vediamo in tribunale. Addirittura il litio? Evidentemente Conte non sta benissimo, ha detto Renzi. Questa polemica con Grillo lo sta mettendo a prova. Appena sta meglio, lo invito a un confronto pubblico in streaming. Scelga lui se in TV o in tribunale, ha detto Matteo Renzi. Tajani intanto rilancia ancora sullo Ius Schole, no a un centro-destra oscurantista. Il leader di Forza Italia è stato dai giovani del partito e la Lega però dice via per legge la cittadinanza a chi fa reati. Al contrario dello Ius Schole, facciamo questa roba qua, dice la Lega, togliere la cittadinanza italiana a chi fa reati. Nel frattempo la Spagna ha concesso asilo politico a González, Edmundo González Urrutia, 75enne sfidante di Maduro alle scorse elezioni, è fuggito in Spagna, in fuga dal Venezuela. Giusto appunto, sul candidato di opposizione pendeva un mandato di arresto. Oggi è un giorno triste per la democrazia, ha detto il capo della diplomazia europea, Borrell. Sono stato in carcere per 7 anni, Maduro usa solo la repressione, dice Leopoldo Lopez, studia ad Harvard, nel 2000 eletto sindaco di Chacao. Nel 2009 fonda un partito legato all'Internazionale Socialista, viene accusato di istigazione a delinquere e condannato a 14 anni di carcere, prigioniero di coscienza per Amnesty International, premio Sakharov. Almeno 10 prigionieri politici, dice Lopez, sono deceduti in Venezuela per torture. Rimanendo alla pagina degli esteri del Corriere della Sera, vi segnalo anche il pezzo dalla Francia di Stefano Montefiori. Giudicheremo Barnier sugli atti, non sulle promesse, ma fra un anno si voterà. A parlare in questi termini è Marine Le Pen. Questa situazione non può reggere, dice la leader del Rassemblement National, la fondatrice del Rassemblement National. Mentre la band Rockabilly suona tra signore in abiti 50 a Henin-Beaumont, vecchie auto Pontiac, tutte cromate, una più nazionalista Citroën GS, Marine Le Pen apre il festival Henin Retro e incontra la stampa per il suo rientro politico dopo l'estate. Siamo nel nord della Francia, dipartimento di Pas-de-Calais, dove alle ultime elezioni
La leader del Rassemblement National ha conquistato 10 seggi su 12. Hénin Bamon è da 10 anni la roccaforte del nuovo lepenismo popolare. Barnier, il premier incaricato, è sotto sorveglianza di tutti i francesi, ha detto Marine Le Pen, e il Rassemblement National è una parte importante di questi francesi. Non è una minaccia, è un fatto aritmetico. Sono felice che se ne renda conto. Tra un anno avremo nuove elezioni anticipate e meno male, perché la Francia ha bisogno di una chiara maggioranza. Possiamo raggiungerla solo con un sistema elettorale proporzionale, ha detto Marine Le Pen. Nel frattempo, sempre dal Corriere della Sera, tornando all'Italia, il ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, Lega, parla di intelligenza artificiale in 15 classi, la sperimentazione. Se guidata dal docente, l'intelligenza artificiale può facilitare la didattica, device e app agli insegnanti, anche agli studenti. Con l'inizio dell'anno scolastico in 4 regioni si sperimenterà l'intelligenza artificiale per personalizzare la didattica. Sono 15 le classi delle superiori coinvolte in Calabria, Lazio, Toscana, Lombardia. A marzo il bilancio e la valutazione di estenderla a più scuole, scrive il Corriere della Sera, dalla quale vi segnalo anche in dorso milanese un'intervista all'architetto Giuseppe Marinoni, docente del Politecnico e presidente della Commissione Paesaggio del comune. Non abbiamo agito con discrezionalità, ma nel rispetto del piano di governo del territorio. Ora sono calati di un terzo i progetti da esaminare. La questione è quella delle costruzioni, anche molto grosse. A Milano, l'assessore Tancredi ha tirato in ballo la commissione paesaggio, di cui è presidente Marinoni, dicendo che nel nuovo piano di governo del territorio sparirà la discrezionalità, a partire dalla possibilità della Commissione di discostarsi dalle norme del piano. Non abbiamo agito discrezionalmente, abbiamo rispettato il piano di governo del territorio, fa sapere il Presidente. Intanto, chi si ricorda dei Remigini? San Remigio, quando era? Il 1° ottobre. Il 1° ottobre tradizionalmente si tornava a scuola. Ritorno a scuola invece il 12 settembre, scrive il Corriere d'Orso Lombardo, per 350.000 alunni lombardi. I Remigini non ci sono più. Amarcord tra appelli e divise, specchio della società che cambia. 350.000 alunni torneranno a scuola a Milano e in provincia tra oggi e giovedì prossimi. I bambini che entravano in prima elementare di solito erano chiamati Remigini, perché fino al 1976 la scuola iniziava in tutta Italia il 1° ottobre, giorno di San Remigio. San Remigio non fa miracoli, ma in quel di Modena, perché Modena è sempre più preda del malessere sociale tra i cittadini e dell'insicurezza. Siamo al condominio Lambda di Modena con il quotidiano locale, la Gazzetta di Modena, Lambda sotto assedio tra degrado e spaccio. Nonostante gli interventi delle forze dell'ordine, la situazione è tornata fuori controllo. Abbiamo paura, dicono i cittadini residenti della zona. Abbiamo deciso di cambiare casa, qui ormai è tutto allo sbando. Ci risiamo. Non hanno pace i residenti del condominio Lambada di via Emilia Ovest e i cittadini le cui abitazioni affacciano sul noto condominio, noto in città come Piramide del Degrado. Nonostante i ripetuti interventi delle forze dell'ordine e i reportage del quotidiano La Gazzetta di Modena, appunto, le aree comuni del condominio versano in condizioni di degrado, materassi stesi per terra al posto dei posti auto, appartamento del custode occupato abusivamente, una enorme sporcizia ovunque, Lambda sotto assedio, degrado e spaccio. Tornando a Brescia invece, con il giornale di Brescia, c'è un'altra questione, quella dell'energia idroelettrica. Salvini ha parlato del nucleare, del rilancio, c'è anche la questione dell'idroelettrico che produce non poco, specialmente in Lombardia. Il grande risico delle concessioni, i ricorsi non frenano le gare della regione Lombardia. Nel frattempo si è chiuso il contenzioso sui canoni extra non versati in passato e Brescia incasserà 4.800.000 euro. Il Tribunale non ha emanato sospensive, si attende a breve un verdetto sul ricorso firmato dagli operatori. Così sul quotidiano locale, il giornale di Brescia. Sul fatto economico invece c'è un focus sull'alta velocità Salerno-Reggio, la regina del PNRR. È uno spreco di soldi, secondo Marco Ponti, docente anche lui del Politecnico di Milano. Ok del Ministero al primo lotto della Salerno-Reggio Calabria,
con costi già saliti di 2 miliardi. Il conto finale sarà 30 miliardi, ma si è scoperto non si può completare. 9 miliardi il primo pezzo, il lotto 1 da Battipaglia a Praia costa 9 miliardi per 127 chilometri. 150 chilometri la velocità media stimata sulla linea storica da Rete Ferroviaria Italiana. Risparmio di tempo del primo lotto, 30 minuti, Roma-Reggio Calabria. 300 treni al giorno. La commissione di valutazione ambientale, di impatto ambientale VIA, del Ministero dell'Ambiente ha approvato il primo lotto, raddoppio alta velocità, linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria, costi passati da 7 a 9 miliardi prima ancora di cominciare i lavori, chissà a lavori finiti, scrive il professor Ponti. Tutti a carico dello Stato, gli utenti non pagheranno nulla per l'infrastruttura. È il progetto più costoso del PNRR, anche se le previsioni ufficiali per l'intero collegamento sono vaghe, variando da 22,5 a 29 miliardi. Cioè, in sostanza, scrive il professor Ponti, fino al doppio del ponte sullo stretto di Messina. Del progetto intero non risulta mai essere stata fatta un'analisi costi-benefici, nonostante sia prevista dalla normativa vigente. È molto scettico il professor Ponti. Ce n'è anche per la Pedemontana in Lombardia, in Brianza. C'è pure la tratta inutile da 68 milioni a chilometro, i 9 chilometri nel polmone verde. La tratta di breve della Pedemontana lombarda continua a generare opposizioni. Sul territorio un crescente conflitto fra sviluppo e tutela ambientale. Questo progetto autostradale per alleviare il traffico pedemontano si è trasformato in una tangenziale esterna di Milano che attraversa il Parco Agricolo Nord-Est, un'area di grande valore ambientale, unico polmone verde per oltre 200.000 residenti della Brianza. Il tratto asfalta anche il Bosco della Bruciata, fazzoletto vergine di terreno mai antropizzato. Così in tono critico il fatto economico anche sulla tratta della Pedemontana in Brianza, mentre sul giornale vi segnalo l'articolo di Pasquale Napolitano che ci riporta al caso Boccia. Dopo lo scandalo, un futuro da influencer per la dottoressa imprenditrice pompeiana che è arrivata a 120.000 follower su Instagram in poche settimane. Ora, per post e storie, può incassare, secondo i conti del giornale, fino a 20.000 euro al mese, cioè molto meglio di un deputato. Però 120.000 follower, 20.000 euro al mese, boh. Sarà giusto il conto? Sarà sbagliato? Comunque pare che abbia deciso la dottoressa imprenditrice di arruolare un agente per trattare compensi e gettoni in vista di inviti e ospitate in TV, scrive il giornale. Sempre dal giornale, la questione della cittadinanza. In Italia il doppio di immigrati di Francia e Germania, ha detto il ministro Piantedosi, che apre alla modifica della legge sulla cittadinanza per gli immigrati. Quanto alla Bossi-Fini, per facilitare gli ingressi regolari, anche qui si può metter mano, ha detto il ministro Piantedosi. No allo ius scholae, apertura alla modifica della Bossi-Fini per cambiare il sistema degli ingressi. Intanto il ministro dell'Interno ha ricordato che sono state oltre 200.000 nel 2022 le nuove cittadinanze italiane rilasciate. Il calcolo più probante deve essere quello preso in esame rispetto alla popolazione di immigrati. Ne abbiamo più del doppio di paesi come Germania e Francia. Il discorso resta quello di rifuggire dalle discussioni su questo tema caratterizzate da una versione troppo semplicistica ed economicistica. Credo che questo sia un po' poco, ha detto Piantedosi. È un tema di grande delicatezza, non va risolto con formule sbrigative. In Italia il doppio di immigrati diventano cittadini rispetto a Francia e Germania. Mentre sul giornale c'è da segnalare anche l'articolo di Felice Manti sulla questione dell'omicidio Bellocco a Milano da parte dell'ultra dell'Inter Andrea Beretta, l'omicida. La verità su Bellocco va cercata in Calabria, lo sfogo di un inquirente dopo l'omicidio dell'ultra vicino all''ndrangheta. Per capire cosa è successo e cosa succederà dopo la morte di Antonio Bellocco, bisogna scendere in Calabria. Non mi risulta che alcun pubblico ministero milanese si sia mosso ancora in tal senso, dice un inquirente. La famiglia della vittima dice ci fidiamo della magistratura. Il killer Beretta potrebbe pentirsi prima che qualcuno lo faccia fuori. A proposito di cose milanesi invece decisamente belle, l'abbazia di Chiaravalle, una meraviglia costruita a partire dal 1135, consacrata nel 1221, un
chiesa stupenda, un'abbazia stupenda nel suo complesso, Chiaravalle patrimonio dell'UNESCO. Lo studio è stato affidato all'Università Bocconi e a dicembre si avranno i risultati, dice l'assessora comunale al decentramento Gaia Romani. Un percorso complesso, sono necessarie risorse, dice il Comune di Milano. Progetto incompatibile con lo stadio del Milan che dovrebbe sorgere lì vicino e presto per dirlo, va decisa l'area da tutelare. Intanto a Genova e in Liguria, centrodestra al bivio, scrive il quotidiano locale, secolo XIX, il leghista Edoardo Rixi è in pole position per la candidatura a presidente della regione Liguria e fissa i paletti agli alleati. Oggi il vertice a Roma tra big nazionali per sciogliere il nodo Liguria. Lauro, Maresca e Brusoni lasciano Toti, la giunta Bucci rimane senza arancioni, scrive il quotidiano locale. E intanto Orlando dal PD sfida la Lega. Con Rixi prevale la parte estrema, dice Orlando, candidato più o meno in pectore del Partito Democratico e del Campo Largo. Il candidato del centro-sinistra incassa il sostegno di Giovanni Maria Flick, il giurista che dice fu un ottimo ministro. Il ritorno di Berruti, ex sindaco di Savona, renziano della prima ora, coordinerà la lista civica. Questo per quanto riguarda la Liguria. Sul Tempo di Roma, l'abbiamo citata prima, in prima pagina, c'è una lunga intervista di Pietro De Leo al ministro degli esteri, vice premier leader di Forza Italia, Antonio Tajani. No tax area, taglio IRPEF. Lo ius scholae è buonsenso e lavoriamo alla pace, dice Tajani, che parla di finanziaria e impegno per l'Ucraina, ma anche San Giuliano. Perso un ministro capace che difenderà la propria integrità. Quanto agli stranieri si deve diventare cittadini in modo consapevole. La normativa che abbiamo in mente è più rigida di quella attuale. Guerra in Ucraina, stiamo lavorando per una nuova conferenza dopo quella svizzera. È necessario che si presentino Russia e Cina, dice ancora Tajani, intervistato dal quotidiano Il Tempo. Mentre sul quotidiano romano, sempre sul Tempo di Roma intendo, sempre sullo stesso quotidiano, pagina 6 c'è l'articolo di Rita Cavallaro sul Verminaio, quello di cui abbiamo parlato prima, cioè il sistema spionistico presunto tale dentro la Direzione Nazionale Antimafia. Tutti gli uomini del sistema Laudati, ex magistrato, è uno degli indagati, da Bari all'antimafia, la sua passione per la polizia privata. Gli spiati diventavano dossier, ma poi scaricava tutto sul pool. Il procuratore Laudati, accusato dal procuratore Cantone di sapere perfettamente di star operando contro la legge. Tutti gli uomini del pubblico ministero e la passione per la polizia privata, scrive Il Tempo di Roma. Le nuove carte dell'inchiesta di Perugia sul presunto dossieraggio tracciano una sorta di metodo Laudati nell'approccio alle indagini, un metodo che il pubblico ministero avrebbe replicato alla Direzione Nazionale Antimafia, scegliendo personalmente Pasquale Striano a capo del nuovo gruppo Segnalazione Operazioni Sospette, SOS, e ricalcando quel precedente di Bari che nel lontano 2011 l'aveva portato davanti al Consiglio Superiore della Magistratura. All'epoca in cui venne fuori lo scandalo dell'aliquota della Guardia di Finanza, intenta a spiare magistrati e insospettabili, l'allora capo della Procura di Bari, Antonio Laudati, si salvò scaricando le responsabilità sul suo pool. Così come ha fatto appena è venuta alla luce il Verminaio dell'antimafia. Ha preso le distanze dall'attività illecita del finanziere Striano, Laudati. Ma ora, si legge nella richiesta di arresto presentata dal procuratore di Perugia Cantone, l'analisi delle vicende e dei contesti mette in luce in modo inequivocabile, anche attraverso le risultanze della consulenza tecnica sul telefono di Striano, lo stretto rapporto con Laudati e la consapevolezza da parte di Laudati del modo di operare fuori dalle regole di Striano. Lo stesso Laudati, per interessi suoi, sfrutterà queste modalità illecite utilizzandolo come una sorta di polizia privata. Insomma, la Procura di Perugia va giù molto dura sull'ex magistrato Laudati e dice era perfettamente consapevole che Striano e lui e il sistema nel suo complesso di spioni lavorava fuori dalla legge. Non solo il magistrato farebbe parte di quel team mediatico giudiziario che per anni ha setacciato le segnalazioni di operazioni sospette di politici del centrodestra, VIP e imprenditori,
diventate poi inchieste giornalistiche per colpire l'avversario politico. Non solo questo, per gli inquirenti Striano e Laudati sanno perfettamente di operare secondo modalità contro la legge con riferimento all'analisi delle SOS e ai focus investigativi. Così. Il Tempo di Roma. L'arrivo di Melillo alla direzione nazionale antimafia fece tremare il team degli spioni. Dalle carte dell'inchiesta emerge che il successore di De Rao si accorse subito del verminaio, del quale evidentemente il dottor De Rao, nel frattempo divenuto parlamentare 5 Stelle, non si è accorto. Cambiamo decisamente argomento. Dal quotidiano locale Il Tirreno, sulla Toscana, c'è da segnalare una doppia paginata dedicata all'economia reale, in questo caso all'automobile, al settore auto. Venti di crisi anche in Toscana, 6.000 i posti a rischio, sono aziende dell'indotto auto in difficoltà. La politica batta un colpo, chiede Daniele Calosi, segretario regionale FIOM. CGIL, Stellantis ha calato la produzione del 29% in 6 mesi, poi c'è la crisi Volkswagen e questo ha un impatto anche qui, anche in territorio toscano. In Toscana a rischio ci sono 6.000 posti di lavoro, tra quelli diretti e quelli dell'indotto, comunque collegato al settore auto. Sulla questione il quotidiano Il Tirreno intervista poi Fabio Dragoni, economista, scrittore, autore del libro Per non morire al verde, e Marco Frei, professore ordinario di economia alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Secondo Dragoni l'elettrico è morto prima di nascere, le vendite sono al collasso, una scelta sbagliata, banalmente i consumatori non vogliono un prodotto peggiore di quello che hanno. Secondo il professor Frei la strada è tracciata, non si torna indietro sull'elettrico, la sfida è quella delle infrastrutture, secondo le indicazioni europee. Nel 2023 l'elettrico, complessivamente inteso, è stato quasi il 50% delle nuove immatricolazioni, afferma il professor Frey. Sulle grandi opere c'è da segnalare la prima pagina della provincia di Como, che dopo Cernobbio mette in copertina il ministro Salvini, il quale parla di grandi opere ma dimentica la variante Tremezzina, sottolinea il quotidiano comasco, anche quando si trova a pochi chilometri dai cantieri per realizzare un'infrastruttura fondamentale per il lago e per tutto il territorio comasco. Salvini pensa al ponte sullo stretto ma dimentica la Tremezzina. Il leader della Lega è intervenuto al forum Ambrosetti a Cernobbio, ha elencato gli interventi strutturali lungo la penisola, l'alta velocità Roma-Bari, il ponte sullo stretto, fondamentale per migliorare in modo concreto la sostenibilità dei trasporti, ma l'elenco delle opere non ha incluso la variante Tremezzina, per la quale si stanno mobilitando i sindaci per scongiurare il blocco dei lavori fino a fine gennaio, così la provincia di Como. Vi segnalo ancora, molto rapidamente adesso, un reportage di Leonardo Martinelli dall'Algeria. Ritorno ad Algeri, città proibita. Dopo l'Iraq, il movimento giovanile che nel 19 chiedeva libertà, è andato al potere Tebboune, che ha chiuso il paese al mondo. Repubblica racconta la capitale Algeri, dove di quel segno di modernità, di quel sogno di modernità del 19, movimento giovanile, è rimasto poco o nulla. Soltanto i proventi del gas tengono unito il paese. Peraltro, il presidente Tebboune è stato rieletto con il 94%. Viviamo in una società chiusa, racconta uno dei ragazzi del 19. Qui tutto è bloccato e allora noi ragazzi ci mettiamo a sognare. Algeri, città proibita, scrive Repubblica. Da Repubblica, in cronaca bolognese, invece, l'omicidio di Via Piave, mercoledì i funerali della giovane vittima, il sedicenne ucciso da una coltellata al cuore. Ebbene, il papà deve difenderlo da un'accusa che era un violento anche lui, cioè il tirapugni, ma non era suo. La famiglia difende Fallù. Mercoledì i funerali della giovane vittima. Fallù non aveva nessun tirapugni, quello che indossava in una foto non era suo e neanche il borsello. I ragazzi fanno così, si fanno delle foto in posa per avere più follower su Instagram, ma mio figlio era innocente, buono, non è mai stato violento, dice
Mao Sal, il papà di Fallu, sedicenne, ucciso mercoledì scorso da una coltellata al cuore in via Piave a Bologna. Mercoledì alle 9:30 la Camera Ardente, poi alle 11 i funerali con rito islamico a Borgo Panigale. Sabato alle 15 nella sala di quartiere in via Battindarno, scrive Repubblica, la comunità senegalese si ritroverà per pregare e riflettere. Intanto sulla questione della Liguria, il quotidiano Repubblica nel dorso genovese si occupa di Edoardo Rixi, dirigente della Lega, ore decisive per la sua candidatura, ma nella Lega c'è chi teme che sia un boomerang. Perché? Perché se danno la Liguria al candidato leghista, la Lega rischia di perdere l'opzione sul Veneto, ma il viceministro Rixi è anche l'opzione più forte disponibile. Sempre su Repubblica, in cronaca locale, poi ci fermiamo un attimo per il cui Parlamento, c'è da segnalare un articolo d'apertura molto interessante. Anche a Roma si fa sentire la questione degli piccoli artigiani che chiude 1 su 3. E l'appello della CNA, della Confederazione degli Artigiani: sono imprese preziose per il territorio e vanno salvate. Il centro anche della capitale d'Italia è desertificato dai B&B, ma ora e fabbri sono costretti a lasciare il mercato. Piccoli artigiani addio, chiude 1 su 3, scrive Repubblica in cronaca di Roma. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Qui Parlamento. Do il benvenuto e il buongiorno, come tutti i lunedì, a Riccardo Molinari, presidente dei deputati della Lega, segretario della Lega in Piemonte. Riccardo, grazie e buongiorno. Buona settimana. Buongiorno, un saluto a tutti. Allora, questa settimana mi sembra che riprendano ufficialmente i lavori della Camera dei Deputati. Lascio a te di dire cosa c'è di rilevante. Noi, per parte nostra, abbiamo dedicato grande attenzione questa mattina in rassegna stampa a una questione sulla quale tu stesso, ma anche il capogruppo al Senato e altri esponenti di primo piano tra i parlamentari della Lega avete preso posizione, no? La questione dei cosiddetti spioni presso la Direzione Nazionale Antimafia, che avevano molto interesse a spiare anche esponenti della Lega. La materia è piuttosto incandescente, finora forse vi si è dedicata poca attenzione, la Lega però certamente ha preso posizione su questa storiaccia di spionaggio presso un'istituzione molto importante, la Direzione Nazionale Antimafia, condotta, sono parole pesantissime quelle della Procura di Perugia che sta indagando, condotta nella consapevolezza piena di operare contro la legge da quello che era stato il procuratore capo di Bari, un illustre magistrato, e da un finanziere della Guardia di Finanza, tra gli altri. Ma ancora tutta la materia è stata, diciamo così, le 10.000 pagine, mi pare, di questo dossier sono state consegnate alla Commissione parlamentare antimafia, che se non sbaglio si riunisce già mercoledì per iniziare a esaminare questa ingarbugliata matassa. Lascio a te la parola. Sì, la vicenda del caso, del cosiddetto caso Stirano, è sicuramente qualcosa di assolutamente inquietante. Poi la notizia, diciamo, che è emersa ieri sulla Verità ci ha sorpreso fino a un certo punto, perché era chiaro che l'obiettivo principale fossimo noi. Alla fine siamo sempre noi l'obiettivo principale di questo tipo di attacchi. E sapere che appunto ci sono parti dello Stato che fanno dossieraggio su un partito con l'intento di colpirlo strumentalmente, insomma, è qualcosa che è un problema non solo per la Lega, ma un problema per la democrazia. E quindi adesso vedremo quali saranno le rilevazioni che farà la Commissione Antimafia, ma certamente è un caso su cui bisogna andare a fondo, e temo che non sia neanche un caso così tanto isolato, che appunto questo finanziere potesse liberamente accedere alla banca dati in forza alle forze di polizia per poter segnalare operazioni al fine di avviare delle cause, delle inchieste sulla Lega. Insomma, è evidente quanto sia grave, soprattutto il fatto che l'abbia potuto fare indisturbato per anni, insomma, quindi evidentemente protetto e coperto da una parte della magistratura, da una parte dei colleghi, e aiutato da amici giornalisti compiacenti, diciamo. Ecco, da quello che appare, infatti, no, Riccardo, per ora, perché poi credo che 10.000 pagine ci racconteranno tante altre cose, però è abbastanza raro che una procura, quella di Perugia, usi parole così pesanti,
chiedendo addirittura l'arresto per un magistrato e un altro esponente, in questo caso della Guardia di Finanza. Però colpisce che ci sia anche un altro magistrato, il dottor Melillo, che appena arriva lì alla Direzione Nazionale Antimafia si accorge che le cose non vanno, e in maniera molto veloce. Mentre invece il precedente capo, un altro illustre magistrato che adesso è diventato parlamentare, il dottor Cafiero De Rao, non si accorge di nulla evidentemente per tanti anni. Ora io non voglio lanciare accuse perché la materia è complicata e quindi saranno in primo luogo i parlamentari della Commissione Antimafia a occuparsene, però direi che debba interessare per forza tutti i cittadini, perché questa vicenda mi sembra indubitabilmente più grave dell'affaire Boccia, no? Di cui abbiamo parlato tanto e su cui abbiamo speso tanti commenti in settimana. Qua c'è del losco e se lo dice la Procura di Perugia col procuratore Cantone, evidentemente qualcosa di grave ci deve essere, perché le parole dell'accusa sono pesantissime. Certo, poi bisogna vagliare tutto secondo il giudizio, perché il garantismo si esercita fino in fondo, no? Però insomma siamo davanti a una cosa che dovrebbe interessare tantissimo e non mi pare che ci sia un interesse assoluto, anche perché c'è di mezzo il ruolo dell'informazione, ma in questo caso di alcuni giornali che di solito sono soliti fare la morale agli altri, no? Noi denunciamo gli scandali, però se fosse vero che te eri il destinatario di spiate illegali, diventa un po' delicata la posizione anche di certi giornali e giornalisti, dal Domani al Fatto Quotidiano segnatamente, no? Beh, assolutamente sì, che poi non faccia notizia, lo sappiamo che non fa notizia perché ovviamente si andava a attaccare la Lega principalmente, e quindi è tutta una parte della stampa che ovviamente non ne parla, perché poi sono gli stessi giornali che usufruivano, diciamo, di quel tipo di informazioni, no? Per fare le prime pagine, per fare gli attacchi, quindi certamente da quella parte della stampa gli attacchi non arriveranno. E per quanto riguarda poi le coperture politiche da parte del 5 Stelle, ovviamente, che secondo l'accusa in qualche modo attraverso De Rao se non era compiacente quantomeno ha lasciato fare o non si è accorto di niente, anche se poi se andiamo a vedere, diciamo, una serie di testate amiche del Movimento 5 Stelle come Fatto Quotidiano, appunto il Domani, che erano i destinatari di queste informazioni, qualche sospetto che forse non si sia solo lasciato fare, ma insomma ci fosse un interesse diretto dell'allora vertice dell'antimafia a far uscire certe informazioni forse viene, insomma, questo poi lo approfondirà la Commissione Antimafia. Poi giustamente dici tu, il garantismo deve esserci sempre anche nei confronti loro, sicuramente sì, però diciamo che i dossier e gli scandali fatti uscire ad hoc sono cose che abbiamo visto succedere e quindi diciamo che c'è buona probabilità che le cose siano andate come secondo l'accusa. Non fa notizia, ripeto, perché? Perché da una parte dai partiti di sinistra ovviamente c'è l'interesse a tenerla bassa perché erano dossier, diciamo, scandali che attaccavano la parte avversa, quindi si evita di parlarne per quello, quelli sì che sono veramente garantisti solo con loro. Quando riguarda il centrodestra ovviamente sono i più giustizialisti di tutti. E poi perché purtroppo in generale in questo paese non c'è la consapevolezza che il tema della giustizia è un tema vitale, perché riguarda, come giustamente dici tu, riguarda tutti. Si pensa sempre che il problema sia di quello che in quel momento finisce nel tritacarne mediatico giudiziario, e in realtà non è così. Il problema della giustizia è un problema di sistema e purtroppo però tante persone non riescono a capire finché non ci finiscono dentro che è qualcosa che è un problema che potrebbe capitare anche a loro, è un problema per tutti i cittadini. Il problema viene sempre percepito come un problema dei politici, però così non è. E come giustamente dici, alla fine risulta molto più interessante la telenovela Boccia a San Giuliano che voglio dire, che è puro gossip, rispetto a una vicenda seria per l'architettura dello Stato, per istituzioni come questa. Prossima settimana, cioè da domani al 13, di cosa si occupa la Camera? Vedo il disegno di legge in materia di sicurezza pubblica, tra le altre cose in primo piano, no? L'esame del DDL. Sì, quello sarà evidentemente il tema principale, ci occuperemo di quello, perché poi abbiamo la ratifica di alcuni accordi bilaterali con altri paesi, quindi diciamo cose tecniche, ma la parte politica sarà sul disegno di legge sicurezza, che riusciamo finalmente a portare in votazione, fortemente voluto dalla Lega, da Molteni e dal ministro Piantedosi, dove è un provvedimento in cui cerchiamo di dare ancora ulteriormente altre risposte sui temi della sicurezza. Penso alle aggravanti per chi commette reati nelle zone antistanti o interne alle stazioni, questo è il problema che c'è di degrado nelle stazioni ferroviarie. Penso al fatto che abbiamo raddoppiato il fondo per la tutela legale degli agenti di polizia, il fatto che sarà possibile mettere le bodycam
ai poliziotti, in modo che ci sia una garanzia per il poliziotto, sia una garanzia evidentemente anche per i cittadini, no? Che vengono a che fare con la polizia. E insomma, poi c'è il famoso provvedimento sulle detenuti madre che tanto ha scandalizzato, di cui tanto si è discusso, dove si è voluto far credere che la Lega vuole mettere i bambini in galera. Non è così. La Lega ha fatto un provvedimento che prevede che il magistrato, caso per caso, possa valutare se la donna con un figlio piccolo è preferibile anche per il figlio che la donna stia libera, o è preferibile che sia messa in un istituto, perché molto spesso sappiamo che purtroppo i bambini vengono utilizzati proprio come strumento per garantirsi di impunità e vengono utilizzati per l'accattonaggio, per commettere dei reati. Quindi caso per caso i magistrati potranno capire se anche per il minore è meglio essere lasciato in libertà, o forse è meglio con la madre stare in un centro di rieducazione. Ultima cosa, si comincia a discutere di finanziaria, di legge della manovra di finanza pubblica, ne ha parlato anche ieri da Cernobbio il segretario della Lega Salvini. Quali sono le cose assolutamente fondamentali per la Lega che devono entrare in finanziaria? In finanziaria sicuramente sarà necessario confermare i tagli al cuneo fiscale contributivo delle buste paga dei lavoratori dipendenti, quindi confermare gli aumenti in busta paga che abbiamo visto negli ultimi 18 mesi, anche perché se non li confermassimo la percezione del cittadino sarebbe che gli hai tolto qualcosa, no? E quindi evidentemente non possiamo permettercelo, e questo già cuba parecchi miliardi, sono 14-15 miliardi solo per questo. L'idea poi è dare un segnale anche alle partite IVA, alla classe media, quindi trovare il modo di ridurre, far dare un segnale sulla riduzione delle tasse anche a chi ha redditi superiori, no? Quindi chi attualmente è tassato al 33%, vedere se si riesce in qualche modo ad abbassare la tassazione. Avremo l'obiettivo anche di aumentare la flat tax per le partite IVA da 85.000 euro fino a 100.000, perché questo permetterebbe di rientrare tante aziende, tante partite IVA in questo nuovo regime fiscale, e fondamentalmente questo è quello che potremmo fare. Poi sulle pensioni io penso che, visto e considerato che abbiamo promesso quota 41, dovremmo in qualche modo dare una prospettiva temporale chiara ai lavoratori per fargli sapere come e quando intendiamo arrivarci, sapendo che non è possibile farlo quest'anno. Però penso che più che fare delle micro finestre come l'altra volta, la quota 103, la quota 104, io penso che sia necessario dare un'indicazione di sistema e far capire da quando ci sarà in vigore la quota 41, e dare dei tempi certi. Insomma, se si avanzano delle risorse, forse più che spenderle per delle micro finestre è meglio spenderle per appunto abbassare le tasse, o guardando in prospettiva la riforma delle pensioni totali. Allora, l'ultima cosa, poi ci salutiamo. Io questa mattina sono rimasto piuttosto colpito, e ammetto che non ne ero consapevole, del fatto che, come racconta il Sole 24 Ore in prima pagina, sono stati nel 2023 rilasciati in Italia a cittadini extra Unione Europea 389.542 permessi di soggiorno, 3 volte la città di Monza. Moltiplicata per 3. Soltanto 38.000 di questi sono legati a motivi di lavoro, cioè i motivi di lavoro legittimano solo il 9,8% dei 390.000 permessi di soggiorno rilasciati in Italia. La maggior parte viene rilasciata per asilo, motivi umanitari o famiglia. E questo mi restituisce l'immagine di un paese che non è governato dai fascisti o dai nazisti o dagli anti-immigrati, punto primo. Punto secondo, mi sembra smentita alla radice l'equazione della legge Bossi-Fini: tu entri in Italia se hai lavoro. Non è così. Punto terzo, il ministro dell'interno Piantedosi ha dato un altro numero, questo lo sapevamo già: l'Italia è il paese che concede più cittadinanze anche rispetto a Francia e Germania, 200.000 in un anno. Allora, mi pare che qualcosa come 600.000 tra permessi di soggiorno e cittadinanze non siano numeri del tutto trascurabili, e non ci danno certamente la fotografia di un paese retto da fascistoni anti-immigrazione, per dirla un po' in maniera volgare, no? Uh-huh. O sbaglio? O sbaglio? No, non sbagli, perché i numeri ci dicono appunto che l'Italia è un paese, o comunque uno dei paesi, che dà più cittadinanze. Quindi il mito, la storia che serve, come si dice,
che servirebbe cambiare normativa perché è troppo complicato ottenere la cittadinanza in Italia, è assolutamente una sciocchezza. La verità è che, come giustamente ricordavi, esistono già tantissimi casi in cui sta il permesso di soggiorno e quindi di conseguenza poi potenzialmente la cittadinanza, non solo per ragioni di lavoro ma anche per altre ragioni, nonostante la stretta che c'è stata, perché voglio ricordare che con questo governo abbiamo tolto la protezione umanitaria, ad esempio, che era un modo per ancora essere più larghi nella concessione dei permessi di soggiorno. Quindi è un paese che, come giustamente dicevi te, non è assolutamente il paese che butta a mare le persone o respinge i confini, è un paese accogliente con delle regole, e il problema è che abbiamo chi vorrebbe che le regole non ci fossero, quindi abbiamo una sinistra ormai ideologica. Va detto che non funziona molto il concetto del lavoro, no? Il legame lavoro-immigrazione, quello funziona poco. Sì, quello funziona poco, nonostante anche lì ci siano, diciamo, le quote, perché questo governo ha aumentato di parecchio le quote in base alla Bossi-Fini per la migrazione legale, quindi per arrivare a lavorare in Italia attraverso un contratto. E comunque ci sono delle difficoltà burocratiche che lamentano anche le imprese, per cui è spesso complicato far funzionare quella procedura, quindi sì, su quello ci sarebbe da rivedere la norma, perché è giusta di principio, ma nella pratica, come ricordi tu, spesso non funziona. Allora, grazie a Riccardo Molinari, buona settimana Riccardo, buon lavoro, buon lunedì. Un saluto a tutti e buona settimana. Qui Parlamento. Facciamo in tempo adesso a tornare brevemente, poi intanto la programmazione torna pienamente normale questa settimana alle 9.35, 9.30, 9.30 qualcosa, 31 insomma, ritorna liberamente con il direttore Giovanni Sallusti. E a seguire poi alle 10 avremo modo di sentire, non ci ho mai abbandonato per la verità, la rubrica dedicata agli Stati Uniti d'America, te la rido io l'America, di Matteo De Sio. Intanto però completiamo la rassegna stampa di stamani con il tirapugni che non era suo, questo l'abbiamo già visto, la famiglia difende il sedicenne ammazzato a Bologna, il quale compariva in una foto con il tirapugni, ma dice il papà non era suo neanche il borsello. I ragazzi fanno così, si fanno delle foto in posa per avere più follower su Instagram. Il mio ragazzo era innocente e buono, ma è stato violento, dice il papà dell'ammazzato. Mentre da Roma dicevamo piccoli artigiani addio, chiude 1 su 3. Sulla Stampa di Torino invece vi segnalo 2 dense pagine dedicate alle anticipazioni sulla finanziaria, di cui parlavamo poco fa tra l'altro con l'onorevole Molinari. Più soldi per la sanità, dice Salvini, e flat tax oltre gli 85.000 euro. Ma non parla più di pensioni, scrive la Stampa. Il vicepremier archivia il nodo previdenza, ma gli imprenditori sono dubbiosi sul poter spendere più soldi. Il ministro Urso promette battaglia a Bruxelles sullo stop ai motori endotermici nel 2035 e dice anche la Germania è con noi. Ha detto Matteo Salvini, bisogna puntare sulla crescita, non sui tagli. Il gettito fiscale è aumentato, ragioniamo su come estendere la flat tax, la tassa piatta. La manovra varrà circa 25 miliardi, mancano le risorse per aumentare il welfare. Per gli interessati alle questioni economiche e viste dal punto di vista di Enrico Letta, c'è tutta un'intervistona lunga, pagina 3 della Stampa di oggi, all'ex premier incaricato dalla Commissione europea di stendere un rapporto sul mercato interno. Draghi sulla competitività, Letta sul mercato interno. L'Europa divisa si sta suicidando, dice Enrico Letta alla Stampa di Torino. Solo l'industria fermerà il declino. Usiamo il MES per le spese della difesa, è il modo per superare lo stallo. Serve un sovranismo europeo. Sfruttiamo i risparmi per aiutare chi paga la transizione. L'Unione Europea non può solo più godere delle sue bellezze, ma deve creare più valore da sé. Bisogna andare verso società paneuropee, si rischia di restare una colonia. Molti investitori internazionali domandano più certezze, meno burocrazia, tutto ineccepibile, tutto giusto, tutto corretto. A pagina 3 della Stampa lo dice Enrico Letta. C'è poi un pezzo della Stampa dedicato alle nomine RAI. La situazione in RAI è incagliata, dice il capogruppo di Forza Italia Maurizio Gasparri, che sovrintende per il suo partito
alla questione delle nomine in Rai. Inizia a sentirsi preoccupazione da quelle parti perché i problemi sono sempre gli stessi. Ci si chiede se Fratelli d'Italia sia in grado di sbrogliare la matassa delle nomine Rai bloccate da settimane. Giorgia Meloni comincia a essere irritata. Non si è sciolto il nodo della presidenza. Spetta a Forza Italia, che ha indicato Simona Agnes, gradita a tutti i partiti, ma è una nomina che ha bisogno della maggioranza qualificata in commissione di vigilanza Rai, e su questa maggioranza si incardina la trattativa sulle altre poltrone. Al centrodestra mancano 3 voti. Gasparri rigetta il tentativo fatto dagli alleati di eleggere prima i 4 consiglieri in Parlamento e poi vedere cosa succede in vigilanza. No, dice Gasparri. Secondo Fratelli d'Italia va cercata un'altra strada, si può trovare una sponda con i 5 Stelle. Staremo a vedere. Intanto sulla Stampa vi segnalo anche nella pagina di Cultura la chiacchierata di Arcangelo Rocciola con il filosofo Roberto Esposito sul tema dell'automazione, dell'intelligenza artificiale, della tecnologia. L'automazione libera lo spirito. La paura della tecnologia non ha senso, dice il filosofo napoletano, professore emerito di filosofia teoretica alla Scuola Normale Superiore di Pisa. L'essere umano resta irreplicabile. Aver paura della tecnologia non ha senso. Il carattere specifico della nostra natura è la capacità di trasformare la realtà e noi stessi. Poi vai a dirglielo a chi perde il lavoro di metalmeccanico che ti ride, o non solo il metalmeccanico, tanti altri lavori magari anche più sofisticati, che ti ride, no, non è che ti ride in faccia, rischia di usare il tirapugni di cui non era proprietario il ragazzo bolognese. Comunque l'alleanza di tecnica e umanesimo è ormai irrinunciabile, dice il filosofo Esposito. I giovanissimi ci sopravanzano nella tecnologia, ma rivelano un deficit culturale. L'avversario ci definisce sul piano logico, politico, esistenziale. Boh, sarà. Comunque, lasciamo la pagina di cultura della Stampa, andiamo agli spettacoli. Qui c'è un'intervista a Maura Del Pero, che ha vinto il Leone d'Argento a Venezia con Vermiglio, ispirata a un borgo del Trentino. Anche lei è trentina, classe 75. Mi sono ispirata a mio nonno, un maestro di altri tempi. Se non ho capito male, è un film in lingua locale. Tra una ripresa e l'altra in lingua trentina, tra una ripresa e l'altra di Vermiglio, allattava la bambina che adesso ha 1 anno e mezzo. Ci vorrebbe un cambiamento della società in cui viviamo, un pensiero serio sul come si possa fare a non lasciare sole le donne sempre alle prese con la dolorosa diatriba tra lavoro e famiglia. Dice Maura Del Pero, nata a Bolzano nel 75. È uno di quei fiori d'acciaio, scrive la Stampa, che brillano di talento. Sto partendo per il Toronto Film Festival. Ho bisogno di riposare. Tra un film e l'altro sento il bisogno di una catarsi, di una pausa. Mi sono formata a Bologna, avevo bisogno di creare e di comunicare. A 28 anni ho accompagnato un amico regista in viaggio in Bangladesh, ho capito che la regia era la mia strada. Alla base dell'ispirazione di Vermiglio, un sogno in cui le è apparso suo padre nel personaggio del maestro di scuola, un riferimento al nonno. Mio nonno, dice la regista Maura Del Pero, Leone d'Argento a Venezia, era una persona molto particolare, aderente al mondo contadino, sempre piegato, impegnato a leggere le pagine dei giornali, molto avanti rispetto ai tempi in cui viveva, dispotico ma sensibile alla cultura. E aveva la funzione del demiurgo, gli capitava di fare da padre ai suoi alunni, orfani di guerra, era stato maestro anche di mio padre. Gli fece ripetere 1 anno perché, anche se con ottimi voti, la sua insegnante aveva il vizio del bere e lui ritenne che il suo giudizio non fosse attendibile. Vermiglio è un film rigoroso che pretende impegno e concentrazione. Il pubblico è pronto ad accoglierlo? Domanda la Stampa. Non ho reale consapevolezza di quanto il mio cinema possa essere difficile, dice la regista. Leone d'Argento a Venezia, Maura Del Pero. Sud tirolese anche lei come Sinner. Non ho la distanza necessaria per capirlo. So che richiede un'attenzione alta e so che tanti spettatori hanno voglia di semplice intrattenimento. Non li demonizzo, io però cerco di trasmettere emozioni del cuore e della mente e spero che arrivino. Non mi interessa andare al cinema per essere intrattenuta. Quando ho voglia di questo preferisco andare a bere una birra con gli amici. E il cinema che preferisce è quello che l'ha formata qual è? Mia mamma mi ha fatto vedere in TV i film di Hitchcock e altri, ma la mia formazione la devo alla Cineteca di Bologna.
Ho assorbito tanto da registi diversissimi: De Sica, Olmi, Tarkovsky, Bergman, Haneke. Si muove tra Italia e Argentina e tutto il resto. Ha ambientato Vermiglio tra i luoghi dell'infanzia. E secondo molti è un bellissimo film, eccetera, eccetera. Auguri a chi va a vederlo. Mentre lasciamo la Stampa di Torino con un paio di lettere di lettori normali, di cittadini comuni. Scrive la signora Clara: sono 2 mesi che cerco di prenotare attraverso il CUP una visita dermatologica per controllo a Torino. Ogni volta le gentili centraliniste mi rispondono che in questa città non ci sono posti, ma soltanto in altre città piemontesi. Lo trovo intollerabile. Dov'è la prevenzione? Perché devo spostarmi dalla mia città? Se però vado a pagamento, trovo subito. Purtroppo, nonostante le tante parole, la sanità sta peggiorando, scrive la lettrice della Stampa, Clara. Il signor Vincenzo scrive a sua volta: come faccio ormai da tempo, ho contattato direttamente per telefono i centri privati di Torino convenzionati col Servizio Sanitario Nazionale per prenotare un'ecografia per mia madre, 89 anni, per pregresso carcinoma vescicale e neoformazione renale. I centri in questione mi invitano a rivolgermi al CUP regionale, in quanto impossibilitati a prenotare direttamente la prestazione, perché da nuova normativa tale prenotazione avviene unicamente attraverso il sistema regionale. Nel contempo chiedo loro la disponibilità di date per effettuare la prestazione. Il centro Riba non presenta disponibilità, mentre tramite piattaforma prenotazione online del centro CDC Affidea constato che nel giro di pochi giorni c'è disponibilità per effettuare l'esame, senza però riuscire a confermare la prenotazione. A questo punto mi reco di persona presso il centro CDC di via Cernaia, Torino, chiedendo spiegazioni in merito. Mi viene risposto che la conferma della prenotazione dovrà avvenire obbligatoriamente tramite il CUP, Centro Unico Prenotazioni della Regione. Contatto sia telefonicamente che tramite la app il CUP Regione Piemonte, che mi riferisce l'impossibilità da parte loro di visualizzare la disponibilità di date dei centri privati convenzionati, e la prima data disponibile per la prestazione in tutto il Piemonte è a giugno 2025. Spero, conclude il signor Vincenzo, che quanto sopra descritto potrà far riflettere chi di competenza a proposito del totale fallimento di questo sistema di prenotazione, che inoltre arreca ai cittadini ulteriori disagi, costringendoli a pagare interamente le prestazioni. 2 cittadini qualunque hanno scritto alla Stampa. Con ciò noi ci salutiamo, buona prosecuzione di ascolto a tutti e buon ascolto adesso tra poco liberamente con Giovanni Sallusti, come dicevo prima, e il resto della programmazione che torna alla norma, più o meno, perché per il momento ancora c'è la versione tardo estiva, cioè mattutina, di Zoom di Antonino Danna con, come sempre, approfondimenti e ospiti interessanti. Con questo ci salutiamo e ascoltiamo Otis Redding. Perché? Perché oggi nasceva anche lui nel lontano 1941, visse solo 26 anni, è rimasto comunque nella storia della musica. Non so se Sitting on the Dock of the Bay o qualcos'altro di Otis Redding, ce lo sentiamo adesso. Buona mattina a tutti e mi raccomando, calò